cultura. La tua radio. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 4 di febbraio, sono le 7:31 e andiamo subito a vedere le notizie di oggi partendo dall'agenzia ANSA.it, l'apertura su Sanremo e il secondo titolo sulla dignità e la responsabilità, ovvero le due parole chiave del discorso di Mattarella, che ha giurato in aula alla Camera. Non mi sottraggo, ha detto il Presidente della Repubblica, riconfermato, rieletto, acclamato da tutti. Non possiamo permetterci ritardi né incertezze. Ben 53, 4, 5 applausi, uno ogni minuto, ovazioni, per un discorso straordinario che poi vedremo riassunto molto bene anche da Natangelo, il vignettista del Fatto Quotidiano, se naturalmente non costituisce un insulto alla figura del Capo dello Stato ricorrere a un vignettista per riassumerne il fantastico e meraviglioso discorso. Mattarella ha giurato in aula alla Camera, a molti è piaciuto il riferimento alla giustizia, quelli che hanno, come dire, pensato sempre bene hanno colto il riferimento alla giustizia che non va. Comunque, omaggio anche alla Vitti, grande protagonista della vita culturale del nostro paese, ha detto il Capo dello Stato. 55 applausi, non 54, chiedo scusa, sarebbe leso prestigio della maestà del Capo dello Stato, e ovazione finale di oltre 3 minuti. Fantastico il consenso bipartisan al discorso di Mattarella. Salvini e Meloni puntano sulla giustizia all'interno del discorso di Mattarella. Il film della giornata, la folla a salutare il Capo dello Stato, il giuramento alle 15:33, salutato da un lungo applauso. In contemporanea dal Gianicolo sono partiti tradizionali 21 colpi di cannone. Papa Francesco ospite di Fazio, domenica che tempo che fa, l'annuncio sui suoi account social. Abbiamo rotto un'altra barriera, meno male, finalmente, il Dio si fa sempre più umano. Covid, 112.691 positivi, tasso stabile di contagi al 12,3%, e poi l'Agenzia Europea del Farmaco parla di prove insufficienti sull'utilità del secondo booster, cioè della quarta dose. Al momento ci sono prove insufficienti da parte dei trial clinici o dal mondo reale a supporto di una raccomandazione sulla popolazione generale del secondo booster, che poi sarebbe la quarta dose. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, in arrivo le prime consegne dell'antivirale Paxlovid. Pare che ci sia una predilezione per Pfizer, perché l'altra pillola, quella della Merck, addirittura circola voce che fa molto male, favorisce le varianti, mentre quella della Pfizer è una cannonata, è una bomba, è fantastica, per cui Paxlovid, Peace and Love, traduzione all'antica, Paxlovid, Peace and Love, è rassicurante anche il nome, è bello, costa 700-800 euro, 500-400 a botta, però garantisce ottimi profitti per miliardi di euro alla Pfizer. Intanto Meta, Zuckerberg, Facebook perde il 26% e brucia 250 miliardi di dollari a Wall Street. Ucciso il capo dell'ISIS in Siria, Joe Biden ha detto che il mondo è più sicuro, qualcuno è perplesso circa l'effetto mediatico e non molto di più dell'eliminazione dal campo di battaglia del capo dell'ISIS in Siria, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, durante un'operazione nel nord della Siria. La Banca Centrale Europea ha detto che l'inflazione durerà parecchio di più. Francoforte intanto lascia i tassi fermi, ma fa capire che potrebbe alzare i tassi di interesse, notizia non buona per chi ha mutui a tasso variabile, per esempio, nel 2022, ma non buona in generale, perché naturalmente il rialzo dei tassi non favorisce le previsioni positive. Comunque confermato lo scenario di acquisto titoli. Prende parola anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tregua Covid in Europa può preludere
alla fine della pandemia. In Francia invece Jean-Marie Le Pen ricoverato per una lieve ischemia. Il patriarca dell'estrema destra francese, padre di Marine Le Pen, 93 anni, tornerà a casa probabilmente sabato o domenica. Con questo lasciamo l'agenzia ANSA. Uno sguardo come al solito lo diamo anche ad ADN Kronos. Apertura su Sanremo, poi ancora Sanremo, poi ancora Sanremo, poi ancora Sanremo, poi ancora Sanremo, poi Covid, poi Mattarella, poi Salvini positivo al Covid, assente al giuramento di Mattarella, poi Sanremo, poi la transizione ecologica, poi la Siria. Molto interessante è l'agenzia ADN Kronos. L'AGI apre con Sanremo, poi con Sanremo, poi con Mattarella, poi con Sanremo, poi con Mattarella, poi col capo dell'ISIS morto in un raid. 2 ore, durato 2 ore questo raid, poi con Sanremo, poi con Sanremo, poi con Sanremo. È molto interessante andare alla sintesi degli argomenti. Sembra che oltre Sanremo e Mattarella non ci sia nient'altro. Andiamo al Corriere della Sera che apre con... No, Sanremo no, dopo. Sì, Sanremo sopra sotto la testata e naturalmente Mattarella. Sono i 2 argomenti del giorno, Sanremo e Mattarella. Sembra che Mattarella abbia cantato a Sanremo a mettere insieme tutte le notizie del giorno. Comunque, ora invece era in Parlamento. Ora ricostruiamo l'Italia. Mattarella applaudito in Parlamento 55 volte in fila per 10 col resto di 5 e chiede una profonda riforma della giustizia. Nel discorso anche una critica sui decreti d'urgenza, pensa un po'. Consenso bipartisan, Salvini assente perché positivo. Salvini ha molto apprezzato, ha detto di avere molto apprezzato il discorso del Capo dello Stato, specialmente sul capitolo giustizia. Ma poi c'è un'intervista a Silvio Berlusconi, a riunire i moderati nel solco del Partito Popolare Europeo. I moderati vanno riuniti nel PPE, dice Berlusconi a Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Rivendica poi Berlusconi la centralità di Forza Italia e l'obiettivo di ricostruire il centrodestra, che non è morto ma di sicuro va rifondato per garantire la stabilità di governo. Su Draghi abbia tutto il tempo di lavorare, cioè almeno un annetto fino a forse alla fine della legislatura, forse nel 2023 si vota, forse nel frattempo una bella legge proporzionale per consentire al rieletto Mattarella di gestire di nuovo meglio il pantanuccio che si creerà dopo le elezioni. A centropagina, raid anti-ISIS, morto il capo, attacco degli Stati Uniti in Siria, Biden dice un messaggio a tutti i terroristi. E poi l'ex premier Conte che racconta così sfumò la candidatura di Belloni, la capa dei servizi segreti, ma prima lungo corso per lei al vertice del Ministero degli Esteri. Conte è un formidabile incassatore, scrive Verderami, non sorprende se resiste sulle sue posizioni anche quando tutto gli è avverso, compreso il risultato, eccetera, eccetera. A fondo di Brunetta, il ministro dell'amministrazione pubblica, contagi giù, adesso si torni negli uffici in presenza, dice il ministro Brunetta. Mentre Massimo Gramellini si occupa di Checco Zalone al festival e Massimo Franco invece su Mattarella, quel richiamo alla dignità. Dignità è la parola cardine dell'intervento di Mattarella. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, voliamo in prima pagina su Repubblica, l'Italia della dignità, eccola qui, sempre lei, la parola chiave dell'intervento di Mattarella. Il presidente giura alla Camera, interrotto da 55 applausi, e rende omaggio alla centralità del Parlamento, cioè ha commemorato il defunto Mattarella, cioè il Parlamento. 38 minuti di discorso per indicare che non c'è futuro senza lotta alle diseguaglianze, alla povertà, l'invito alle riforme immediate della giustizia. Cartabia accelera. Dopo le parole di Mattarella, Cartabia accelera. Cosa significhi Cartabia accelera lo scopriremo soltanto vivendo, come cantava un maestro della canzone italiana. Mentre sempre dalla prima pagina della Repubblica, Covid, i contagi scendono del 30%, il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, dice che la fine è vicina. Che messa così suona anche un po' sinistra come cosa, eh? La fine è vicina. Sembra quasi
sentir risuonare la frase nel cielo alla vigilia del giudizio universale. La fine è vicina. Mentre Facebook è in crisi, gli utenti calano, il titolo crolla, scrive Repubblica in prima pagina. Da Repubblica ci trasferiamo come un solo uomo, pur essendo in due, buongiorno a Federico Borsari in regia, alla Stampa di Torino. La Stampa di Torino mette in primo piano Mattarella con mascherina FFP2 e naturalmente la parola chiave dell'intervento di Mattarella, quella che ci rende tutti obbedienti, ci fa giungere le mani: dignità, la dignità di un paese. Sergio Mattarella giura in Parlamento, nel discorso diseguaglianze, diritti, giustizia, c'è di tutto, non manca niente nel discorso di Mattarella. Sempre dalla prima pagina della Stampa, Biden uccide il califfo, sembra il titolo di un fumetto di Tex Willer, e è sempre in prima pagina la BCE che cambia rotta contro l'inflazione ma fa volare lo spread. L'annunzio dell'aumento dei titoli dei tassi di interesse fa volare lo spread, e lo spread non piace all'Italia, perché l'Italia viene bastonata dallo spread. Decalogo etico del presidente, il commento di Marcello Sorgi, e parla anche Renzo Piano, architetto, senatore a vita, grande elettore anche lui di Mattarella. La politica sconfitta? Io penso il contrario. In Italia servono rammendi sociali, dice Renzo Piano, che ci ha fatto su tutta una carriera, o da ultimo sui rammendi, no? È il teorico dei rammendi delle città, eccetera, eccetera. È un bel concetto, di quelli che piacciono alla gente che piace. Sempre dalla prima pagina della Stampa, poi il commento di Massimo Cacciari. Il nuovo patto per rifondare la democrazia, un lunghissimo articolo di fondo, nessun giuramento più sincero di questo e nessuno più rassicurante e cortese nei confronti di forze politiche e Parlamento. Quieta non movere et mota quietare. C'è bisogno di tradurre? Che sia accaduto qualcosa di simile nel 2013, chi più lo ricorda? Che un presidente ancora vivo, tanti auguri carissimo Giorgio, dice il compagno Massimo al compagno Giorgio, che un presidente ancora vivo avesse allora denunciato con parole di fuoco gli errori, le omissioni, le irresponsabilità che lo avevano costretto a un mandato bis, tamquam non esset, come se non ci fosse mai stato. La forma è salva, nulla vieta la rielezione del presidente, magari anche per la terza e quarta volta, quindi 87, 94, 101. Magari Mattarella può arrivare a 101 anni in ottima salute e da Presidente della Repubblica per 7, 14, 21, 28 anni. Nulla vieta che il Parlamento si riduca al luogo in cui si convertono i decreti, magari a colpi di voti di fiducia, e che il Presidente del Consiglio e il suo governo continuino a legiferare tramite decreto, e Mattarella ce lo teniamo fino a 101 anni. Nulla vieta che lo stato di emergenza, previsto finora solo da norme amministrative, perduri all'infinito, senza che alcun criterio venga indicato per mettervi fine. La Costituzione è stata custodita, virgolette, e tanto basta. Sì, scrive Cacciari, sarebbe augurabile che le forze politiche fossero un poco più rappresentative, che magari andasse a votare il 51% dei CIVES, dei cittadini, che vi fossero governi meno di salute pubblica, in grado di esprimere qualche convergenza strategica, ma occorre avere pazienza, scrive Cacciari. C'è Draghi, c'è la fiducia dell'Europa, c'è il PNRR da portare avanti. Le riforme che Napolitano invocava e che non si sono mai viste neppure da lontano possono ancora attendere, come già attendevamo da 20 anni. Speriamo intanto, grande risorsa la speranza, e quando questa, come per il presidente Mattarella, è fondata sull'altra virtù teologale, la fede, la sua forza può essere davvero trascinante, scrive Massimo Cacciari, ma par di intuire con un'ombra di ironia, se non di malcelato sarcasmo. A pagina 27 prosegue il professor Cacciari: speriamo dunque che il PNRR serva anche al welfare sociale, cioè asili, scuole, ricerca, salute. Viene da ridere? Sì, ridete pure. Speriamo, perché dai dati disponibili non sembra proprio fare la parte del leone. Speriamo di passare dall'ultimo al penultimo posto in Europa per l'occupazione giovanile, il precariato di massa, i tassi di occupazione delle donne. Applausi al Presidente che lo ha ricordato. Eppure le esperienze almeno dell'ultimo decennio, 2 presidenti prorogati, non ricordo più quanti presidenti del Consiglio cortesemente proposti dai suddetti presidenti a forze politiche e Parlamento e quanti governi di emergenza, tutto questo dovrebbe suggerire alcune riflessioni di ordine generale. Chi è il custode della Costituzione? Domanda Cacciari.
Quella presidenzialistica è una deriva o una via da percorrere con consapevolezza? Cosa significa custodire la Costituzione? Il puro rispetto della sua lettera o ne esiste uno spirito che ne ordina secondo una gerarchia di valore gli articoli? Per fare un esempio di moda, cosa davvero intendeva il Costituente quando, dopo aver stabilito la possibilità di imporre per legge un trattamento sanitario, aggiungeva: la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, articolo 32. Io non credo, scrive Cacciari, che si limitasse a intendere proibire esperimenti in corpore vili, tipo nazi. Certo, il custode della Costituzione deve bloccare ogni violenza alla Carta Costituzionale, ma per custodirla davvero dovrà riconoscerne i limiti, promuovere il suo rinnovamento e saperne indicare lo spirito, che nella nostra Costituzione mi pare sia evidente questo. Senza corpi intermedi, rappresentativi, senza che funzioni il principio di sussidiarietà, senza democratico confronto tra parti diverse, la partecipazione si fa soltanto discutidora, cioè bla bla bla, e la democrazia si riduce a un gioco procedurale per costituire cartelli elettorali e élite occasionali. Il problema non riguarda la qualità della classe politica. Finiamola di ridurre tutto a dimensioni personali. La questione è di strutture e sistemi. Una Carta Costituzionale fissa principalmente principi generali, cioè valori, che dovrebbero mantenersi stabili nel tempo, e tutte le leggi positive dovrebbero esserne l'incarnazione. Qui sta il contrasto, nota il professor Cacciari. Come custodire principi nel mondo in cui il tempo subisce una accelerazione quale mai forse nella storia del nostro genere? Ora che l'emergenza è sempre più lo stato normale e qualsiasi idea di un fine con la F maiuscola si riduce a mucchi di scopi particolari da raggiungere in breve, sempre più in breve, la forma stessa di una norma con la N maiuscola fondamentale, di una carta C maiuscola su cui giurare, può finire col sembrare un nostalgico rifugio per chi non ha forza sufficiente per vivere nella febbre dell'epoca. Quali valori possono valere, e cioè avere potere nell'epoca in cui tutto diventa valutazione economica? Da qui gli stati d'emergenza continui e il continuo sforzo di adattarli, più o meno felicemente, a carte costituzionali. Qualsiasi valore deve essere valutato in base al servizio che esso offre nell'affrontare la crisi. La legge si deforma all'inseguimento delle emergenze, dilaga la confusione tra leggi, decreti, provvedimenti in un'inflazione di norme che è solo sintomo dell'incapacità di prevedere. L'oltrepassamento del significato stesso di Costituzione, C maiuscola, è il fenomeno che viviamo e la retorica su di essa rinvia soltanto la resa dei conti con la dura realtà. Conclude Cacciari domandando ancora: l'elezione diretta del Presidente potrebbe rappresentare un segnale di buona innovazione della Costituzione? Si parla, è ovvio, di un presidente che nomina il suo governo, che può formare governi omogenei strategicamente orientati, ma anche qui o si ragiona in termini di sistema o non si ragiona. Se si vuole un presidente e non un duce, è necessario dire, contestualmente, il modo in cui si rafforza il Parlamento, si rafforzano regioni e enti locali, cioè federalismo. Si promuove a tutti i livelli il principio di sussidiarietà, di nuovo federalismo. Per cui tutto ciò che è possibile fare a livello di corpi intermedi, a questo livello va deciso e fatto, semplificando ed eliminando mediazioni burocratiche e centralistiche. Dunque, conclude il professor Cacciari, riforma del Parlamento a una sola Camera, Senato delle autonomie, ricordate la devolution famosa 2007, Senato delle regioni. Macro regioni, viva Gianfranco Miglio, che possano davvero svolgere funzioni di governo. Viva Gianfranco Miglio è una giunta naturalmente, però Cacciari ha sempre detto di essere un alunno del professor Miglio. Macro regioni che possano davvero svolgere funzioni di governo, enti locali messi in grado di decidere su materie che rientrano fisiologicamente nelle loro competenze, come le imposte sulla casa, e autonomia vera per scuola e università.
A che altro tende una democrazia progressiva e non formale, se non all'autonomia di ogni suo corpo, di ogni sua funzione? Che cosa fonda una repubblica democratica se non il fedus, da cui federalismo, il patto fra soggetti consapevoli, autonomi, che si riconoscono reciprocamente anche quando confliggono? Difficile, sì, molto più semplice andare avanti a decreti e a rinviare decisioni. Molto più facile il decisionismo della perenne indecisione, ma il nostro Presidente ne avverte, certo, la malattia mortale e saprà trovarvi rimedio, conclude Cacciari. Speriamo. Sempre scritto dal professor Cacciari. Personalmente io questo articolo me lo ritaglio, me lo incornicio e me lo conservo, perché è un articolo straordinariamente efficace, a mio modesto avviso, naturalmente. Non so cosa ne pensate voi, fateci sapere anche cosa ne pensate, perché è bellino questo articolo, tra tanti bla bla bla. In prima pagina sulla Stampa e poi a pagina 27, Massimo Cacciari. 346 64 27 756. Ho dimenticato la parola del giorno, poi vado a recuperarla perché è rimasta in un luogo poco nobile di questa sede, però la parola nobilita tutto, anche il luogo in cui si è persa. Tra poco avrete la parola del giorno, so che è un appuntamento immancabile per molti. Intanto però potete scrivere quel che pensate su questa bella riflessione di Massimo Cacciari in prima pagina sulla Stampa di stamani, il nuovo patto per rifondare la democrazia, all'insegna del federalismo, delle autonomie e di un sostanziale superamento di questa questione dello stato di emergenza, la salute pubblica e via dicendo, al di là delle parole d'ordine. Beh, molto interessante. Intanto, sempre dalla prima pagina della Stampa, cos'è che dobbiamo segnalare ancora? Il buongiorno di Mattia Feltri, intitolato Ruggito di gatto. Ci sono voluti 30 anni, ma infine si è sentito il Parlamento applaudire a un riferimento critico alla magistratura, quello di Mattarella. Nemmeno un applauso qualsiasi, forse il più convinto della cinquantina. Attenzione Mattia Feltri, qui c'è il prestigio leso del Presidente, no 50, 55 gli applausi a Mattarella. Un'ovazione liberatrice 30 anni dopo l'avvio di Mani Pulite, che al tintinnar delle manette sottomise la politica e la indusse a modificare l'immunità parlamentare e a sbilanciare il delicato equilibrio dei poteri. Per 30 anni i più si sono accucciati, hanno ripetuto la filastrocca della fiducia nei PM, mentre assistevano muti a una serie abnorme di inchieste, troppo spesso finite in poco o nulla, che hanno buttato giù governi, ministri, giunte regionali e comunali contro il volere del popolo, stabilito tramite voto. Una forza di ricatto che evapora nel collasso dei teoremi di 3 decenni e in un'impressionante guerra civile raccontata da Luca Palamara e dalla cronaca. Si incrociano le spade nella Procura di Milano, in quella di Roma al CSM. Il boato, ieri a Mattarella, racconta di un Parlamento solo un po' meno tremebondo, al riparo di Mattarella, per il quale profonde riforme vanno fatte anche nella magistratura. Ma il Presidente ha aggiunto un concetto fondamentale, conclude Mattia Feltri. Il potere della magistratura risiede nella coscienza dei cittadini, come tutti i poteri della Repubblica. Cioè non può diventare di nuovo uno scontro fra poteri per predominio o per vendetta. Sebbene a dirla tutta, conclude Feltri Mattia, dubito che la politica farà una seria riforma e nel caso la magistratura non si lascerebbe facilmente riformare, non per un boato del Parlamento che assomiglia a un ruggito di gatto. Così Feltri Mattia in prima pagina sulla Stampa di Torino. Ben detto, ben scritto. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Verità di Maurizio Belpietro. Il titolo d'apertura domanda: perché ci vogliono nascondere gli effetti avversi dei vaccini, senza punto di domanda. L'AIFA, l'Agenzia del Farmaco, nasconde gli effetti avversi dei vaccini, rivela all'Agenzia Europea, all'EMA, ma non agli italiani. Eppure ci sono gli effetti avversi, e anche seri, sebbene in percentuale sottostimati rispetto al resto dei paesi europei. C'è il sospetto che la sorveglianza non sia così efficiente e che non se ne voglia parlare per non turbare la campagna di iniezioni, l'unico totem al quale si aggrappano Speranza e compagnia. Chi si è fidato dello Stato e ora soffre ha diritto
a risposte. C'è un pensiero, scrive Belpietro, che mi perseguita da ieri dopo aver letto l'articolo del nostro Antonio Grizzuti. Il collega ha pubblicato, sulla Verità, un articolo in cui rivela che l'Agenzia del Farmaco da 4 mesi non rende pubblici i dati sugli effetti collaterali del vaccino anti-Covid. Avevo pensato all'inizio alla solita lentezza burocratica italiana che non risparmia neanche la salute, però ho visto che l'AIFA non pubblica i dati sul sito, ma li invia all'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA. Dunque non è questione di ritardi, ma di mancata trasparenza. E qui c'è il pensiero che mi perseguita: perché un organismo che pubblico deve nascondere dati che dovrebbero essere resi noti perché interessano la collettività? Le segnalazioni sono state 24.000, una su 6 grave. Dal punto di vista statistico, 24.000 sono poche se si considera che 47 milioni di italiani si sono vaccinati, prime, seconde e terze dosi. Sicuramente 4.000 casi gravi rappresentano un caso ogni 100.000 dosi somministrate e dunque l'incidenza potrebbe essere minima. Ma dietro a quelle reazioni avverse ci sono persone in carne e ossa, italiani che si sono sottoposti all'iniezione per non finire in terapia intensiva, i quali dopo la puntura hanno avuto conseguenze serie. Insomma, ci nascondono gli effetti avversi per non scalfire il totem dei vaccini, scrive Belpietro. L'AIFA ha smesso di informare gli italiani, fornisce i dati solo all'Agenzia Europea. Inaccettabile, perché le cifre ci sono e si tratta anche di reazioni gravi. Inoltre, guardando gli altri paesi, si capisce che sono pure sottostimate. La burocrazia non c'entra, lo scopo è far proseguire la corsa all'iniezione. E torna l'ossessione della vaccinazione sotto i 5 anni. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli suona la carica per primavera. Le agenzie non si sono espresse, ma io non ho dubbi, ha detto Locatelli, su vaccinare da 0 a 5 anni. Le perplessità però le hanno all'estero e la Food and Drug americana chiede il doppio test al vaccino Pfizer. Nella fascia tra 0 e 9 si è già superato il picco, scrive Camilla Conti. In primo piano però anche i luoghi comuni e le ipocrisie con cui parte il Mattarella bis, scrive La Verità. Tanta retorica, niente limiti di tempo, Mattarella torna al Colle per restarci. Il presidente nel suo discorso fa finta di cadere dalle nuvole. Molte belle parole sul CSM, l'abuso di decreti, ma allora perché non è intervenuto negli ultimi 7 anni a tutelare il Parlamento contro i decreti del governo e bla bla bla? Crolla la bufala del mandato con la data di scadenza, ma neanche per sogno. Commenta poi Daniele Capezzone: l'aula del Parlamento ormai sa soltanto applaudire, un Parlamento di fatto commissariato, batte le mani al capo dello Stato 55 volte, deputati e senatori sembrano contenti di avere scongiurato le elezioni. E sempre dalla prima pagina della Verità, da segnalare il pezzo di Francesco Borgonovo, l'incredibile pantomima della libertà ritrovata. Probabilmente stiamo parlando delle misure per far riaprire l'Italia del governo Draghi. È solo una messa in scena, scrive Borgonovo. La stampa giubila per un ritorno alla normalità che non esiste. Restano in piedi tutte le assurde limitazioni legate al Green Pass, mentre a scuola il ricatto della didattica a distanza si allarga ai bimbi di materne ed elementari non inoculati. Sarebbe questa la libertà ritrovata? E sempre dalla prima pagina della Verità, Flaminia Camilletti: a scuola discriminati anche per i tamponi. Questa è la novità delle ultime misure del governo Draghi. Nuove norme sulla scuola. Nel caos del decreto sparisce il test obbligatorio. Da lunedì didattica a distanza solo per alunni senza puntura fin dalle elementari. Stop al primo tampone dopo il contatto col positivo, ma per tornare dopo 5 giorni servirà. E ancora in prima pagina sulla Verità il pezzo di Carlo Cambi: ecco i numeri, il Green Pass sta strozzando la ripresa. A pagina 9 c'è l'articolo: l'indice di PMI di gennaio conferma la frenata, mentre lo spread sfonda quota 150. Per il terziario è già recessione e se l'Italia non cresce il debito pubblico diventa insostenibile nonostante l'aiuto della Banca Centrale Europea. Niente ripresa, è il Green Pass a soffocarla. Il lockdown di fatto imposto dal governo ha bloccato il settore servizi, si allargano le differenze tra le diverse economie europee, scrive Carlo Cambi su
La Verità di oggi, mentre Francesco Bonazzi racconta di un uomo colpevole di guarire i pazienti, un medico censurato, il medico antiprotocollo, il salernitano Gerardo Torre, ha violato la circolare Speranza su vigile attesa e paracetamolo, salvando migliaia di vite. Gli è stata irrogata una sanzione. Allora cade la tesi che quelli del ministro non fossero divieti. Mentre sempre dalla prima pagina della Verità, a centropagina, due pezzi interessanti. Giacomo Amadori ci porta tra i conti segreti della società di Casaleggio. Nell'inchiesta di Milano i pagamenti da parte di aziende titolari di licenze statali, anche dubbi degli analisti sui rapporti con il Movimento 5 Stelle. A pagina 13 il dettaglio dell'inchiesta su Grillo che svela i conti segreti della Casaleggio. Bonifici e clienti, consulenze per più aziende, fra cui la Mobi di Onorato, indagato con Beppe Grillo per traffico di influenze. Le carte in esclusiva e il resoconto lo trovate a pagina 13 della Verità di oggi. Gli analisti parlano di operazioni che appaiono poco coerenti con l'attività svolta dai clienti in relazione ai rapporti col Movimento 5 Stelle. Diverse imprese che si rivolgevano al figlio di Gianroberto Casaleggio sono anche titolari di licenze statali. Un contrattone anche con la Philip Morris. E sempre dalla prima pagina della Verità è la riflessione di Marcello Veneziani sulla coalizione di centrodestra a pezzi. Il primo passo via dal governo, scrive Veneziani. Dalla grottesca partita del Quirinale il centrodestra è uscito spaccato in tre. Meloni a testa alta, Salvini a testa bassa, Berlusconi testa al centro. La coalizione si è scollata ma non si è rotta, almeno fino a che non sarà varata la riforma elettorale che chiaramente, scrive Veneziani, andrà in senso proporzionale. Allora ci sarà il rompete le righe. Intanto Meloni fa pesare la sua coerenza solitaria, si risente per il tradimento altrui. Berlusconi torna a trescare per il centro, si scrolla dalla destra e Salvini resta col cerino in mano a tentare di ricomporre i cocci anche nella Lega, ammiccando più al centro che alla destra, come vuole la sua attuale permanenza al governo. Il problema è l'assenza di una linea, una strategia, una leadership. Ma prima di andare avanti torniamo indietro, al Quirinale. A parte l'infortunio della candidatura di Berlusconi, il centrodestra aveva due possibilità: riaffermare la propria diversità alternativa o ibridarsi e tentare un accordo con gli altri. Nel primo caso, linea Meloni, la linea è chiara, semplice, coerente, rimarca il bipolarismo in opposizione alla maggioranza di governo. Punta a giocare la partita finale ai voti contro il centro-sinistra quando si voterà alle politiche. Linea a cui Berlusconi si sarebbe sottratto già in partenza. Nel secondo caso la strategia è un'altra. Anziché proporre un proprio candidato o bruciarne uno stock, come ha fatto Salvini, si dichiarava subito di convergere su Draghi presidente, in modo da puntare su due risultati: spiazzare gli avversari, avere Draghi come garante rispetto al mondo e all'establishment e riaprire la partita del governo in prospettiva del voto. Gli altri della maggioranza avrebbero faticato a sottrarsi all'indicazione di Draghi presidente. Se lo avessero fatto avrebbero sfiduciato Draghi al governo. L'ostacolo di questa scelta era l'istinto di autoconservazione di molti parlamentari, che mai avrebbero messo a rischio un anno di Parlamento facendo cadere il governo in carica. Se anche Letta, Renzi, Salvini e Meloni ci avessero provato, magari non avrebbero trovato i numeri per eleggerlo. Ma le due strategie, quella identitaria e quella aperturista, avevano un senso e una dignità, magari partendo dalla seconda e ripiegando, in caso negativo, sulla prima. Ma la terza, quella di accodarsi a votare Mattarella, è stato un suicidio per Salvini e compagnia, senza l'onore delle armi. Non solo per quel che Mattarella ha rappresentato in questi anni, per come è percepito dalla grande maggioranza degli elettori di centrodestra, ma per lo scenario che si profila. La ferrea diarchia, Mattarella-Draghi, più amato alla consulta, la lassa, come dicevamo ieri, no? Fra Quirinale e Palazzo Chigi, più amato alla Corte Costituzionale, blinda il governo anche per le prossime elezioni. Sarà difficile sfidare non solo il centro-sinistra, ma anche l'uscente Draghi al governo. Sarebbe come disputare la partita destra contro il resto del mondo. Ora la Meloni crescerà nei consensi a scapito soprattutto di Salvini, avrà più peso ma senza agibilità. Il problema di fondo resta. La destra vuole solo crescere in orgogliosa solitudine senza toccare palla, cioè senza mai andare, non dico al potere,
Ma neanche al governo? Vuole rassegnarsi a coltivare una bella rendita di posizione elettorale con zero sbocchi, diventando destra di testimonianza, o vuole incidere nella realtà e tentare di governare il paese? La domanda posta così, scrive Marcello Veneziani, avrebbe come conclusione che è meglio cimentarsi a conquistare un governo tramite ibridazioni piuttosto che attestarsi sulle posizioni identitarie. Però, prosegue Veneziani, ho il sospetto che questa destra sia cosciente dei suoi limiti e degli stop a cui va incontro e dunque alla fine ripieghi sull'identità, perché non ce la fa a tentare l'altra strada. Mancano uomini, classi dirigenti, relazioni, sostegni, capacità di attingere al serbatoio migliore del paese. Lo si vede coi candidati ai comuni. Non riesce la destra a contrapporre nulla, se non le facce dei leader e i loro discorsi. Nulla sul piano sociale, culturale, narrativo, mediatico. Come si costruisce un governo senza una rete di relazioni e di appoggi? Allora, conclude Veneziani, o si accoda al papa straniero, ieri Berlusconi, oggi non si sa chi, dovrei dire Renzi, o il neocentrismo sotto le moti con Casini, ma non ci sono le precondizioni, insomma accettando ibride alleanze, portando consensi in cambio di agibilità e coperture, o deve mettersi sul serio a lavorare per strutturarsi come forza alternativa nel senso prima detto. Mancano però i tempi, le visioni, la lungimiranza, la solidità per farlo. La conclusione è amarognola, ma l'unica praticabile allo stato delle cose. Attestarsi sulla linea bipolare, rafforzare il proprio antagonismo e intanto sondare attraverso le proprie diplomazie, lavorando ad altre aperture o correzioni in corso d'opera. Salvini a questo punto, conclude Veneziani, dovrebbe avere la forza di uscire dal governo prima che venga espulso come un calcolo renale o trattato come un portantino fra tanti balanzoni e con la Meloni tentare di attrarre grillini in diaspora e scontenti di centro. Ma si deve pensare a un'altra leadership per l'alleanza. Altro francamente non vedo, a parte l'allontanarsi ulteriore della gente dalla politica, ma questo atteggiamento non può coinvolgere chi fa politica. Unica consolazione, scrive Marcello Veneziani sulla Verità. Sinistra e 5 Stelle sono messi pure peggio su tutti i piani, con una differenza. Però loro restano al potere o nei suoi immediati paraggi, nel palazzo o comunque in ZTL, scrive Marcello Veneziani. Fine della prima pagina della Verità con Antonio Rossitto sulla beffa della speronatrice Carola Rackete. Assolta, ha confessato: la mia ONG mi disse di fermarmi, ma io volevo sfidare Salvini. La ex capitana della Sea-Watch 3, graziata dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento a dicembre per avere speronato uno scafo della Guardia di Finanza per scaricare migranti in Italia, confessa a Repubblica: da Berlino la mia ONG mi disse di fermarmi, ma io volevo sfidare il ministro Salvini e ho tirato dritto e il GIP di Agrigento l'ha pure assolta. La beffa assolta confessa la signora Carola Rackete, signorina quel che l'è. Sul sito della Verità invece un libro, l'ultimo di Riccardo Ruggeri, titolare della casa editrice Gran Torino, nostra firma, scrive la Verità. I lettori lo troveranno oggi in regalo sul sito web della Verità. Titolo del libro: La pestilenza è finita, sono morti tutti o quasi. Si chiama libro incipit, cioè lettura 30 minuti. Ci vuole 30 minuti a leggerlo. A metà fra distopia e utopia si snoda il racconto della notte dei sopravvissuti, quando la pestilenza risparmia solo il 10% della popolazione. Spazzati via elite e potentati, restano i buoni, ma sarà vita? Un racconto breve, insomma. Un libro incipit sta per racconto breve, diciamo così, all'antica, più o meno. Mentre lasciamo anche la prima pagina della Verità, andiamo a vedere anche Libero. Tra l'altro Libero diventerà padrone del giornale. Questa notizia non l'abbiamo data l'altro giorno, ma è comparsa sulla Stampa di Torino e riguarda il mondo dell'editoria. È un'iniziativa dell'editore Angelucci. Berlusconi sta per vendere il giornale e Angelucci, titolare di Libero e anche parlamentare, famiglia nella sanità, attiva nella sanità, il business della sanità in centro Italia, soprattutto al centro-sud. Comunque Angelucci è pronto a creare il polo editoriale della destra. A questo punto non avevo più scelta: o rassegnarmi a diventare il megafono di Berlusconi o andarmene.
Questa famosa frase, 11 gennaio del 94, era di Indro Montanelli, che lasciava la direzione del giornale da lui fondato 20 anni prima. Quasi 30 anni dopo è Silvio Berlusconi a dire addio alla testata, scriveva ieri La Stampa di Torino. Testata di cui Berlusconi è socio dal 1977 e che dal 92 è nelle mani del fratello minore Paolo Berlusconi attraverso la Società Europea di Edizioni. Nelle prossime ore si potrebbe capire di più. La trattativa trasferirà il giornale nelle mani di Antonio Angelucci, imprenditore romano nel campo della sanità, deputato di Forza Italia da 3 legislature, in Parlamento si è visto poco e nulla, già editore de Il Tempo e Libero. L'orizzonte di questa acquisizione è la creazione di un polo editoriale della destra italiana. Lo schema della fusione prevede sinergia fra le testate. Una delle ipotesi che circola è agganciare Il Tempo e Libero come cronache cittadine di Roma e di Milano a Il Giornale, che invece offrirebbe la parte nazionale. Il cambio di proprietà è un capitolo della fine del berlusconismo che ha segnato gli ultimi 3 decenni di storia politica italiana, tra vittorie politiche, scandali, condanne, fino alla scommessa di tentare l'elezione al Quirinale. Il Giornale è stato quel megafono che Montanelli non voleva diventasse la sua creatura. Ha cavalcato la campagna di Berlusconi per il Quirinale, pubblicando il manifesto uscito anche sul Corriere che elencava le qualità di Berlusconi. Croce e delizia della famiglia Berlusconi, la figlia Marina da anni chiedeva al padre di vendere il giornale, finché 2 anni fa ha ridotto la quota di Mondadori a meno del 20%, lasciando a Paolo Berlusconi il 78%. Nella storia del giornale è disegnata la parabola del fondatore di Forza Italia, padre padrone di un partito che è diventato minoritario e che da ieri l'ex premier dice di voler riportare al centro, in uno spazio lontano da Salvini. Sarà interessante capire cosa succederà. Pur restando in Forza Italia, Angelucci, con il record di assenze alla Camera, negli ultimi anni ha flirtato con Salvini perché era in ascesa. Ma come tante storie d'amore, anche quelle editoriali finiscono, scriveva ieri La Stampa. Berlusconi dice addio al giornale, Angelucci pronto a creare il polo della destra. Ma torniamo appunto a Libero di oggi, così si capisce anche perché Alessandro Sallusti è andato dal giornale a Libero. Comunque, un applauso ogni 42 secondi, parlamentari fantozzi in ginocchio dal mega presidente, è il titolo del pezzo di Alessandro Sallusti. Buongiorno, applausi. Mi chiamo, applausi. Sergio, applausi. Mattarella, applausi. E oggi, giovedì, applausi. 3 febbraio, applausi. Questa è la cronaca, neanche troppo romanzata, scrive Sallusti, del discorso al Parlamento con cui Mattarella ha inaugurato il secondo mandato. 37 minuti, un applauso ogni 40 secondi, roba da battere il record di servilismo di Fantozzi e colleghi nei confronti del super direttore generale megagalattico Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam. E questo la dice lunga sulla coda di paglia della politica nei confronti di Mattarella, che non è mai stato la prima scelta, ma il jolly ripescato per salvare in extremis capra e cavolo. La capra era il governo, il cavolo il posto e lo stipendio a fine legislatura di deputati e senatori. Duca Conte Mattarella, da signore qual è, non ha infierito, ha ripetuto la parola dignità, mai riferita direttamente agli astanti, ma ascrivibile alla categoria. Parlo a nuora perché suocera intenda. Ci sarebbe piaciuto, scrive Sallusti, un Parlamento che avesse ascoltato le parole del Presidente, composto e contrito, conscio della debolezza e dell'inutilità del Parlamento, piuttosto che queste scene da ipocriti ultramattarelliani del giorno dopo. Non mi illudo che da oggi i parlamentari seguiranno da bravi scolaretti i saggi consigli del Presidente per riformare il paese. Scampato il pericolo, tutto tornerà come prima, se non peggio di prima. Insomma, è il Parlamento lo schifo. Tutto il contrario del commento molto più stimolante, va detto, di Cacciari sulla Stampa. Comunque, la quarta dose non serve, altro titolo di Libero in prima pagina. Per l'Agenzia Europea del Farmaco non ci sono prove sull'utilità del secondo richiamo. E poi da Vigo alla Sbarra vuole l'udienza pubblica, il mito di Mani Pulite, poi consigliere del CSM Pier Camillo da Vigo sulla vicenda Loggia-Ungheria vuole il pubblico, l'udienza aperta al pubblico, e Brunetta che vuole farla finita con lo smart working. Da Libero passiamo a vedere adesso anche Il Tempo di Roma, il giornale gemello.
l'altro figlioccio editoriale di Angelucci. Vediamo anche l'apertura del Tempo di Roma, ci arriviamo subito, dedicata a Mattarella che li ha messi tutti KO, scrive Francesco Storace. Gran discorso sulla giustizia, sul Parlamento, la dignità umana, e gli onorevoli si spellano le mani. Mattarella avrebbe dovuto parlare davanti ai grandi elettori una settimana prima, ci saremmo risparmiati un casino parlamentare. Il suo secondo giuramento è piaciuto a chi lo ha votato e anche a chi non gli ha dato la doppia preferenza, scrive Storace. Il presidente ha toccato corde sensibili. Chi era stato criticato da più parti per averlo votato come Salvini lo ha chiamato al telefono, non era in Parlamento Salvini perché positivo al Covid, e Salvini si è complimentato per il discorso di Mattarella. Applausi anche da chi è rimasto contrario come Giorgia Meloni per alcuni passaggi salienti e apprezzati. Per alcuni tratti Mattarella, scrive Storace, ha fatto trovare tutti quasi di fronte a un programma di governo. Semipresidenzialismo, signori. Col suo classico stile felpato, il capo dello Stato ha detto quel che si deve fare più di quello che si può e ha offerto anche una motivazione alla sua conferma. Andando troppo avanti con la ricerca di una candidatura diversa, le attese sarebbero state compromesse dal prolungarsi di una profonda incertezza politica e delle tensioni, le cui conseguenze avrebbero messo a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese. Mattarella dà i compiti a casa al governo, apprezzato da chi lo ha votato e da chi lo ha criticato. Ha indicato il dettaglio del programma al governo, inaugurando un semipresidenzialismo di fatto, è l'interpretazione che ne dà Storace sul Tempo di Roma. Ha motivato la sua rielezione con la necessità di evitare tensioni capaci di fermare il rilancio del Paese. Ovazione quando ha chiesto con forza la riforma della giustizia e si è scagliato contro le correnti del Consiglio Superiore della Magistratura. Così la prima pagina del Tempo di Roma. Intanto Berlusconi prova a ricucire lo strappo Meloni-Salvini, il leader della Lega positivo al Covid, le disavventure di Telecom, per gli azionisti gli ultimi 10 anni sempre in perdita, e poi un allarme sull'iPhone 12, può bloccare i pacemaker se è a distanza di un centimetro dal cuore. Uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità ha svelato una connessione tra lo smartphone più usato iPhone 12 e i pacemaker. Secondo la ricerca, il modello 12 potrebbe spegnere pericolosamente i dispositivi. E chiudiamo con la prima pagina del Tempo, la vignetta di Osho, la fotovignetta con Mattarella e Draghi seduti sulla lancia. Gli famo uno scherzo, tipo che me nascondo sotto al sedile e quando arriviamo gli dici, il presidente ci ha ripensato. Che grasse risate, fantastico. Mentre dal Tempo di Roma passiamo a vedere adesso anche le altre prime pagine rapidissimamente. Il Messaggero, il quotidiano romano di Caltagirone, mette in prima pagina, oltre alla vicenda Mattarella, una questione che riguarda il super bonus del 110% per i lavori e le ristrutturazioni. Poste e Cassa Depositi e Prestiti hanno bloccato lo sconto delle fatture. Super bonus, Poste e Cassa e Depositi congelano le operazioni. Frodi, inchieste, stretta legislativa, sospeso l'acquisto dei crediti fiscali legati agli incentivi edilizi. Secondo i tecnici, con le nuove norme antitruffa sono a rischio gli investimenti, scrive il Messaggero di Roma in prima pagina, mentre dal Messaggero passiamo a dare un'occhiata anche al Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino, il quotidiano nazionale, che apre con Mattarella e Draghi sulla lancia Fulvia. Cambio di marcia, Mattarella si insedia e detta l'agenda delle riforme, a cominciare dal CSM. Poi sprona Draghi, avanti ma nel rispetto del Parlamento. Sui giovani ascoltiamoli, sulle donne ha detto tutte cose giuste. Insomma, ineccepibile il discorso di Mattarella, che ha inaugurato, come scrive il Tempo, il semipresidenzialismo. Andiamo a vedere anche il Giornale, che sarà venduto ad Angelucci. Mattarella fa giustizia, meglio tardi che mai. Duro attacco ai magistrati, la riforma presto in Consiglio dei Ministri, dalla centralità del Parlamento ai diritti, l'agenda del secondo mandato. Con l'avviso al governo e Draghi ripensa la cabina di regia, il presidente liberato, scrive Augusto Minzolini, dignità è la nuova parola bussola. E ancora in prima pagina sul Giornale, mini isolamento, test in casa, il calendario verso la normalità, le misure Covid del governo.
Dal Giornale passiamo al Foglio di Ferrara e Cerasa, Ferrara che si è ripreso per fortuna. In primo piano il commento del direttore Cerasa per chi suona la campana di Mattarella, sberle sulla giustizia, finalmente, e nuovi orizzonti europeisti. Applaude la Lega. Un buon bis. A proposito di Lega, Lega contro Putin, una giravolta leghista. In Europa adesso la Lega vota contro la Russia, è una data da segnarsi, scrive il Foglio. Nel suo perenne dilemma partito antisistema, partito di governo, la Lega di Salvini ha realizzato una delle più incredibili giravolte al Parlamento europeo, cambiando radicalmente posizione sulla Russia. Finiti i tempi delle magliette con Putin, superata l'era dei discorsi infiammati per la democrazia russa, terminata l'epoca delle proposte di risoluzione per chiedere al Consiglio europeo la fine delle sanzioni. L'Hotel Metropol, Gianluca Savoini, i viaggi delle delegazioni leghiste in Crimea come se non ci fossero mai stati, scrive il Foglio sulla Lega anti-Putin. Da un anno i deputati europei di Salvini sono allineati all'establishment dell'Unione Europea nel condannare i comportamenti della Russia. La data esatta dell'inizio di questo allineamento, 21 gennaio del 21, pochi giorni prima di entrare a far parte del nascente governo Draghi, così il Foglio, che insiste su questa questione della Lega che si allinea, la Lega che non è la Lega, Salvini che le sbaglia tutte. Non è un refrain nuovo per il Foglio, anzi è lo standard. Mentre sempre dal Foglio c'è da segnalare l'altro commento in tema di Mattarella, quello di Salvatore Merlo. La Camera fa la ola al bis presidente perché con lui non si va al voto, prima naturalmente della fine della legislatura, forse. Per Napolitano furono applausi di ipocrisia, quelli per Mattarella sono un'esplosione di sollievo, scrive Salvatore Merlo in prima pagina. C'è poi una intervista dal saggio democristiano amico di Mattarella, Pierluigi Castagnetti, qualcuno se lo ricorderà. Vi assicuro che per lui è un sacrificio, dice Castagnetti. Sergio ha temuto il crollo del sistema. Naturalmente il reincarico è tutto dovuto al bene del paese. Sergio Mattarella dunque faceva finta? Dissimulava? Risponde Pierluigi Castagnetti, sono testimone di quanto fosse profonda e sincera la sua decisione originaria di mollare il colpo. Voleva vivere una fase più familiare, più serena. Mattarella non mentiva. Dicono invece che ci fosse sapienza nei suoi traslochi finti e che inseguisse il bis. L'hanno cominciata a chiamare ambizione, dice Castagnetti, alcuni strategia, come se un uomo di 80 anni, un uomo come lui, avesse qualcosa da chiedere o da attendersi dalla rielezione. Hanno provato a imbrattarlo con la malizia, dice Pierluigi Castagnetti, vero amico di Sergio Mattarella. Ogni volta che ne parla sente di perdere una tessera dell'altro, di rivelare qualcosa di troppo caro per essere condiviso. E dice Pierluigi Castagnetti che spesso si sottovaluta il sacrificio degli affetti. Perché Mattarella ha cambiato idea? Perché nessuno parla di quanto gli sia costato sul piano personale? A un certo punto, ma Castagnetti, che del presidente è davvero il più simile, amicus, che significa affine, compagno di vecchie speranze, eccetera, eccetera. Tutto il resto ve lo trovate a pagina 4 dell'inserto del Foglio di oggi. Mentre lasciamo anche la prima pagina del Foglio e andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è sulle ovazioni alla legge che bloccano loro, 55 applausi soprattutto contro i giudici, riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, Mattarella mette fretta, ma la legge Bonafede c'è dal 2020 e la Cartabia che la peggiora è ferma da 9 mesi. Ovazioni alla legge che bloccano loro, i parlamentari, sottolinea il Fatto Quotidiano. Sopra la testata la frase del giorno: oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro e la riforma, virgolette, dell'esame di maturità. Solita fiammata o nuovo movimento? Terzo argomento, i presidi che dicono che le mascherine FFP2 di Figliuolo costano 24 milioni in più, la denuncia dei dirigenti scolastici, lo Stato paga il prezzo della convenzione con le farmacie 75 centesimi, ma sulla piattaforma per acquisti pubblici le mascherine si trovano a 20. Intanto l'OMS dice che la pandemia sta finendo, ma ieri 414
Morti 5 Stelle, assemblea su Di Maio, chiede Conte, ora va convinto Beppe Grillo, mentre nella Lega Giorgetti parla con Draghi, vuole i pieni poteri, è in lite con Salvini, racconta il Fatto Quotidiano. E riecco i vincoli dell'Unione Europea. Lo scostamento di bilancio non si farà, il Ministero dell'Economia ritorna al rigore nella finanza pubblica. Per chiudere, dalla prima pagina del Fatto, il bellicoso Joe Biden, se sei in difficoltà, trova un califfo e poi ammazzalo, scrive scettico il Fatto Quotidiano. Dopodiché abbiamo il pezzo di Marco Travaglio intitolato Per i non udenti. Traduzione simultanea con sottotitoli dei passi principali del discorso di reinsediamento di Re Sergio bis. A pagina 2 il Fatto parla di Papa Sergio II che grazie ai partiti fa un'enciclica sulla dignità. Travaglio traduce così il discorso. Ha detto Mattarella, è per me una nuova chiamata in attesa, ha detto proprio così il Capo dello Stato, in attesa. È per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità, per la quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. In realtà, traduce Travaglio per i non udenti, potevo benissimo rimandarvi in Parlamento a fare il vostro dovere, ma siccome non ne volevate sapere di eleggere Draghi, la restaurazione avviata un anno fa rischiava di fallire con una presidente appena sessantenne e anche donna. Ho dovuto tornare io. Vi ringrazio per la fiducia, ha detto Mattarella, che poi per la precisione si chiama, scrive Travaglio, stipendio e vitalizio. Alla Costituzione ho cercato di attenermi in ogni momento per 7 anni, ha detto Mattarella. Salvo, scrive Travaglio, quando rimandai indietro il premier indicato dalla maggioranza perché mi sta antipatico Savona e incaricai tal Cottarelli, noto frequentatore di se stesso. E quando mandai a casa il governo appena fiduciato dal Parlamento senza rinviarlo alle Camere e incaricai un ex banchiere mai indicato da nessuno. Uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio, ha detto Mattarella. Traduce Travaglio. Non so cosa sia saltato in mente a Draghi di tentare la fuga al Quirinale e di confondere la maggioranza del suo governo con quella del nuovo capo dello Stato. Ma che volete che vi dica? So creature. La lotta contro il virus non è conclusa, ha detto Mattarella. Vero Mario? Traduce Travaglio. La ripresa di ogni attività è legata alla diffusione dei vaccini che aiutano a proteggere noi stessi e gli altri. Traduce Travaglio, che proteggano gli altri è una balla se squipedale, ma mi hanno detto di dire così. E ancora ha detto il Capo dello Stato bis. Papa Sergio II. I regimi autoritari o autocratici rischiano ingannevolmente di apparire, a occhi superficiali, più efficienti di quelli democratici, le cui decisioni sono ben più solide. Tradotto, noi comunque, per non saperne leggere né scrivere, abbiamo optato per l'autocrazia. E ancora, Mattarella, è cruciale il ruolo del Parlamento. La forzata compressione dei tempi parlamentari è un rischio. Tradotto, per chi non lo sapesse, il Parlamento è quell'aula, sorda e grigia, che i decreti non fa più neppure in tempo a timbrarli. Un profondo processo riformatore deve interessare la giustizia, ha detto Mattarella, Papa Sergio II. Traduce Travaglio, questa l'ho copiata dal mio precedente discorso di insediamento e da quelli dei miei predecessori, da De Nicola in poi. Ancora, i cittadini non devono avvertire timore per decisioni arbitrarie o imprevedibili in contrasto con la certezza del diritto. Tradotto, capita ancora che qualche potente venga disturbato da indagini e condanne senza prescrizione e qualche poveraccio venga assolto, ma la Cartabia ci sta lavorando. Infine, poteri economici sovranazionali, ha detto il Capo dello Stato, tendono a prevalere e a imporsi, aggirando il processo democratico. Traduce Travaglio. E qui mi fermo, se no poi Draghi si incazza. Lasciamo con ciò anche il Fatto Quotidiano, ci resta da vedere domani, di Carlo De Benedetti, che apre la prima pagina con il pezzo principale di Daniela Preziosi, il secondo giuramento, Mattarella bis, che col discorso prova a salvare i partiti da loro stessi. Il 2 volte presidente chiarisce di avere accettato la rielezione come riconoscimento alla centralità del Parlamento invece che per effetto della sua paralisi. Intanto i leader ragionano sul rimpasto
di governo. Vediamo anche Avvenire. Avvenire mette in prima pagina, lo vediamo subito, la nuova normalità. Che bello questo titolo, è bellissimo. La nuova normalità, un intenso discorso di insediamento per il secondo mandato. Mattarella dice uscire dall'emergenza, centralità al Parlamento o prevarranno altri poteri forti. E qui mi fermo, se no Draghi si incazza. Urgente la riforma della giustizia, il richiamo alla dignità per tutti. Bello, molto bello. Con ciò lasciamo anche Avvenire, andiamo in pausa, ci ascoltiamo un brano musicale ereditato da ieri, vale a dire la canzone Senza parole, libro sesto, opus 67, numero 2 in fa diesis minore, di Felix Mendelssohn. Sentite che bellezza, per rifarsi dopo tutte queste parole e questo peso enorme che scaturisce da esse. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone ancora dominante sull'Italia, anche se nel corso della giornata ci sarà spazio anche per infiltrazioni stabili che provocheranno alcuni effetti su gran parte delle nostre regioni. Al mattino nubi in progressivo aumento al centro-nord e sul medio e basso versante tirrenico, con cieli che potranno anche coprirsi del tutto. Saranno peraltro piuttosto rare le precipitazioni, con piovigini non da escludere su Liguria e settori tirrenici, più schiarite sul medio e basso Adriatico, sulla Sicilia e sull'arco alpino. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, stabili anche le temperature. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ma sarà bello o no? Abbiamo ascoltato, perché era nato ieri, ma non abbiamo fatto in tempo ad ascoltarlo, forse ieri questo brano, un pezzo meraviglioso, una delle canzoni senza parole, libro sesto, opus 67, numero 2, fa diesis minore di Felix Mendelssohn. Nasceva ad Amburgo ieri, il 3 febbraio del 1809. Meraviglioserrimo. Intanto, come al solito, noi facciamo un balzetto in avanti nella giornata di oggi. Cosa succede alle ore 12? Stai Karma, Malika Zambelli e... Buongiorno Malika. Buongiorno a tutti. Sono con Manuela Pompas oggi, che è giornalista e è spesso con me, quindi sono contenta di averla anche oggi.
per parlare di un argomento che è l'ipnosi. Siccome lei è anche ipnologa, non so se lo sapevi Giulio, lei fa ipnosi nelle vite passate, ipnosi regressiva. Quindi è un argomento controverso, nel senso che l'ipnosi viene utilizzata in psicoterapia per indurre la persona appunto in uno stato alterato di coscienza, e attraverso la trance ipnotica il terapeuta porta la persona a scavare nell'inconscio, quindi a superare traumi, fobie e molto altro anche. Quindi questo è l'utilizzo principale che viene fatto dell'ipnosi. E poi l'ipnosi regressiva può essere appunto utilizzata anche per condurre la persona, andare ancora più indietro, ok? E condurre la persona a rivivere le vite passate per superare appunto quei traumi, quei blocchi che dovrebbero essersi appunto formati in altre vite. Quindi un argomento interessante. Ovviamente non esistono prove scientifiche a supporto di questo, però ci sono anche degli psicoterapeuti come Brian Weiss, che è il più famoso tra tutti, questo psicoterapeuta americano, che da scettico totale ha dovuto ricredersi, perché durante alcune sedute di ipnosi con dei suoi pazienti si è accorto che verosimilmente stavano raccontando esperienze di vite passate. E quindi parleremo di questo oggi. Bene, allora noi torniamo adesso alla vita presente, grazie. Esatto. Grazie Malika. Grazie a voi. A più tardi, alle ore 12. Alle 12. Intanto torniamo alla vita presente, anche al calendario musicale, perché il 4 di febbraio del 1970 Charles Aznavour apre a New York una serie di 23 concerti. È un modo per ricordare Aznavour e anche la sua battaglia per il popolo armeno, tra le altre cose, oltre alla sua voce e alla sua musica. She, tout le visage de l'amour. Grandissimo Charles Aznavour, che ci ha lasciato il 1° ottobre del 2018, ma rimane nella storia della musica e non solo, anche in quella della politica, per la questione armena, per la quale si è sempre battuto con grandissima dignità e con grandissima forza. Ma adesso torniamo ai quotidiani di oggi. Stavo semplicemente suggerendovi, a proposito di Mattarella, ma secondo voi
Chi ha voluto trompare il capo dello Stato con il suo discorso di ieri? O vi ritenete trompati o no dal discorso del capo dello Stato? Trompare è la nostra paroletta recuperata nel luogo osceno della radio. Trompare, l'avete mai sentita questa meravigliosa parola della lingua italiana? Chi avrà voluto trompare il capo dello Stato col suo discorso? Non è una parola oscena, non ha un significato sessuale, così vi metto sulla strada giusta, senza distorsioni e senza facili e stupide ironie. Trompare è una parola che deriva niente po' di meno che dal francese antico. Ha un significato molto interessante, nonché un'origine etimologica altrettanto interessante. Intanto il durissimo discorso di Mattarella lo riassume, ma ci avrà trompato oppure no il capo dello Stato a noi cittadini italiani? Potete rispondere. Dopo mettiamo la sua bella tendina di Radio Libertà e andiamo a vedere i messaggi WhatsApp al 346 6427 756. Non mandate SMS perché siamo messi male, con quello non ci arrivano, per una serie di motivi che è inutile che vi dica. Comunque gli SMS non arrivano, i WhatsApp sì. Poi cambieremo numero a breve perché dobbiamo risolvere anche questo problemuccio. Ne abbiamo tanti rognosi, sono come quelle zecche che si attaccano ogni volta che tu giri la testa, attaccano una zecca in mezzo a di qua e un'altra che ti chiappa di là. Sono tutte robette forse, ma messa una di fianco all'altra te rompono i coglioni, detto in sintesi e alla romana. Comunque, al di là di questo, mandate i vostri messaggi, per il momento solo WhatsApp al 346 6427 756, che cambierà tra non molto come numero, non è difficile memorizzarne uno nuovo. In ogni caso ci avrà trompato il presidente Mattarella, il suo durissimo discorso riassunto punto per punto da Natangelo, pagina 3 del Fatto Quotidiano. Il vignettista esordisce così: giuro di essere fedele alla Repubblica, bla 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 bla. Inizia così la formula del giuramento. 10 minuti di applausi, clap, clap, clap. Applaudite è la didascalia della vignetta. Vedete il culo che vi fa ora Mattarella. Ecco, Mattarella attacca la classe politica per l'indecente spettacolo offerto durante l'elezione del capo dello Stato, costringendolo al reincarico in barba allo spirito della stessa Costituzione che ha promesso di rispettare. E Mattarella parla. L'Italia è un paese molto bello, tutto il mondo ci invidia. Ok, dopo questo preambolo patriottico forse c'è il duro attacco. I vaccini sono molto importanti, dice Mattarella. No, non ancora, commenta il vignettista. Che suspense che sta creando. Ma ora viene al punto politico e viva il personale sanitario che ci ha salvato, dice Mattarella. Vabbè, commenta Natangelo. 20 minuti di applausi, clap, clap, clap. Ora ve le suona, vedrete voi. La guerra è brutta, dice Mattarella, e anche il razzismo è molto brutto. Intanto le autrici del discorso, Miss Italia del 17, Miss Italia del 18, Miss Italia del 19, che sono le autrici del discorso di ieri del capo dello Stato, commentano: mi pare poco incisivo, dice Miss Italia del 17. La Miss Italia del 18 commenta: forse avremmo dovuto aggiungere sconfiggere la fame nel mondo. Ma adesso devo fare una tirata d'orecchie, dice Mattarella. Ecco, commenta Natangelo, ora gliene canta 4 a quei politici che ai giudici si diano una regolata. 20 minuti di applausi, anche 30 va là. Le bollette sono troppo alte, dice Mattarella. I giovani devono seguire i loro sogni. Le donne sono importanti. Quante verità, commentano i corazzieri del Quirinale. Già, dice un altro corazziere del Quirinale. E commenta il vignettista: forse, magari, in chiusura di discorso, 2 paroline, 2 ai partiti gliele dirà. Oh, dice Mattarella. Ci siamo, gioisce Natangelo. Che fregna era Monica Vitti? 40 minuti di applausi. Che dici? Basta così? Ma che applaudi, dice un deputato all'altro. Più tempo stiamo ad applaudire e più ci avviciniamo alla pensione. O no? Ma ci avrà trompato secondo voi o no? Mettiamo la tendina del nostro bellissimo logo di Radio Libertà, andiamo a vedere cosa ne pensate voi.
Ci avrà trompato Mattarella, il lasagnolo? Vediamo un po'. Intanto vediamo un po' anche i vostri commenti. Booster dopo booster, siamo alle 7.34, 200 decessi la scorsa settimana. Stilum Curie, marcotosatti.com. Buongiorno direttore, scrive un altro ascoltatore. Mi permetto di osservare soltanto che una qualsiasi prima fatta alla Scala, in chiusura, ha ricevuto più applausi. Chi si contenta gode. Grazie, subito grasse risate, 7.36, scrive grazie Giulio, un ascoltatore, non so, mi ricordo più neanche cosa ho detto alle 7.36, neanche se lo ricorda Federico. Cari amici cari, un altro ascoltatore scrive un messaggio parecchiamente lungo, ma vediamo un po'. 2 anni di lavoro, cari compagni, quelli veri, 2 anni di lavoro, 2 anni di azioni non violente buttati nel cesso. È l'amico Maurizio che scrive, Maurizio Bolognetti. La salute è sacrificata per difendere ciò che qui torniamo seri, per difendere ciò che c'è da difendere. C'è stata gente talmente infame che per un piatto di lenticchie si è venduta l'anima. Da Radio Radicale, passando per l'intera galassia, una coltre di silenzio ha provato a coprire un'azione che ha onorato una storia che non c'è più, scrive Maurizio Bolognetti. Qui veramente io tolgo ogni ironia, perché la questione che sottolinea Maurizio e la sua storia meritano rispetto. Lo statuto di quel partito radicale nazionale transnazionale che per una vita è stato la bussola del mio agire. Dovevano condividere le mie posizioni e denunce? Certo che no, ma tra il non condividere e l'infamia della censura violenta ce ne passa. Post scriptum, scrive l'amico e collega Maurizio Bolognetti. Lo leggo perché l'ha mandato qui al nostro numero al 346 6427 756. Post scriptum, l'unico che devo davvero ringraziare è il direttore di Radio Libertà, Giulio Cainarca, cioè io, che non ha mai rinunciato ad ascoltarmi, ha mandato in onda una parte dei servizi censurati da Radio Radicale. Questo velo di falsità e questa vita parassitaria di questa gente deve essere svelato. Servi di regime più di altri, peggio di altri, con l'aggravante che continuano a spacciarsi per ciò che non sono. Un altro ringraziamento devo e voglio rivolgerlo a tutti coloro che si sono iscritti di nuovo ai Radicali Lucani, di cui Maurizio è segretario, e a chi nei limiti delle sue possibilità non mi ha fatto mancare il suo genuino sostegno. Adesso serve di più, da questi infami stalinisti posso aspettarmi di tutto. Per quanto mi riguarda, Maurizio Bolognetti è un amico, non ci siamo visti forse 2 volte nella vita di persona, abbiamo lavorato molto a distanza congiuntamente, ci siamo scambiati parecchie telefonate, opinioni eccetera, ho imparato ad apprezzare la sua schiettezza, il suo coraggio, la sua onestà, la sua trasparenza e la sua capacità di giornalista, perché è un giornalista radiofonico molto bravo. Secondo me Radio Radicale ha perso una persona di grande valore. Non mi permetto di entrare nel giudizio dei rapporti fra Maurizio e la sua Radio Radicale, li conosce lui e li ha descritti con queste parole che io rispetto profondissimamente. E approfitto pubblicamente qui per ringraziare Maurizio Bolognetti anche dei servizi che ogni tanto ci manda e che noi trasmettiamo gratuitamente, naturalmente, senza alcun corrispettivo. Intanto, penitenziagite, per citare Salvatore dal Nome della Rosa, la fine è vicina, scrive Dario. Buon venerdì 4 febbraio, il nostro amico ascoltatore che fa il mio stesso lavoro ci manda la rassegna stampa, compreso il Riformista. Mattarella forse si è svegliato, picconate sulla magistratura. In sintesi, scrive un altro ascoltatore, Cacciari vorrebbe che la politica fosse fatta da gente che ha veramente interesse per il popolo. Mica male. L'articolo di Cacciari, scrive un altro ascoltatore, è politica vera, ragionamento onesto su un paese governato da politici ormai incapaci di migliorare e far progredire il paese, ossessionati solo dal rimanere al potere più con la retorica che con le idee e le decisioni difficili ma coraggiose. E ancora un messaggio, un WhatsApp sull'articolo di Cacciari da Massimo da Cuneo. Ineccepibile il professor Cacciari, se questa autorevole presa di posizione fosse pervenuta 30 anni fa, quando forse c'era possibilità di pervenire a qualche forma di rinnovamento in senso federale dello Stato, sarebbe stata utile. Questo va detto anche rispetto ai 2 anni pandemici. Maurizio Bolognetti, di cui parlavamo prima, che ci ha mandato quel bel messaggio e doloroso e sofferto messaggio, ha fatto il suo lavoro fin dall'inizio della pandemia nel febbraio 2020. Altri, compreso, va detto, il professor Cacciari, il professor Mattei e via dicendo, sono venuti un po' in ritardo, mettiamola così, e con posizioni diverse, ma comunque questo è un altro discorso, ognuno fa il suo. Ineccepibile il professor Cacciari, scrive Massimo da Cuneo,
se la sua presa di posizione fosse pervenuta 30 anni fa, quando c'era possibilità di pervenire a qualche forma di rinnovamento in senso federale dello Stato, sarebbe stata utile. Nel 2022, dove anche chi lo propugnava si è normalizzato in senso biecamente centrista, tutto ciò sa di amaro de profundis per ciò che poteva essere e non è stato. E questo è un bel dibattito, Per questa Radio Libertà il tema federalismo, autonomie deve essere un bel cavallo di battaglia per il 2022. Una questione da tenere ben presente, perché anche per quel crinale lì passa il concetto e la prassi di libertà. Ha perfettamente ragione il nostro ascoltatore. Questo è un tema da tenere in primissimo piano, non per farne dell'ideologia o per, come dire, per tenere accesa una fiammella antica, tutt'altro, perché è un progetto per il futuro. E allora reinvio il messaggio. Guido: buongiorno direttore, potrebbe chiedere a qualche suo ospite, meglio ancora un politico della Lega, come mai non viene messo a disposizione il vaccino proteico Novavax, se non prima del 15 febbraio, quando scatterà la sospensione senza stipendio dal lavoro degli ultracinquantenni. E perché, se è stato detto che il vaccino proteico Novavax sarebbe servito a convincere chi non voleva vaccinarsi, poi la Lega vota e Bertolaso Lombardia dice che nessuno può scegliere quale vaccino inocularsi, pertanto con tali comportamenti l'impressione è che i partiti, Lega compresa, siano a busta paga dei produttori di vaccini mRNA. Sempre con stima, Guido. Un Cacciari così, scrive un altro ascoltatore, non ce lo dovremmo lasciare sfuggire, la sinistra lo snobba e lo insulta, da noi sarebbe scomodo ma utilissimo. E ancora, un altro messaggio, quindi il primo settennato di Lasagnolo era solo la brutta copia? Adesso col secondo fa la bella e si meriterà un bel 10, ma quanto fortunati siamo. Ma secondo voi ci ha trompato o no questo discorso il Presidente della Repubblica? Travaglio ha riportato male le parole di Sergio I, cioè secondo. Non è una seconda chiamata in attesa, ma in attesa della terza, quella davvero buona. Per quanto concerne poi la parola del giorno, tromper significa ingannare. Trompare, scrive Laura da Bologna. Scrive invece Walter, trompare è una bella parola, è venerdì e si può. No, Walter, non ci siamo, non significa quella parola lì con la B, con la P di Padova. Trompare non significa trombare. È un'altra roba, è diverso. Trompare, scrive Raul da Cesano Maderno, dal francese tromper, imbrogliare, buggerare. Di certo quella messa in scena non ha trompato me, scrive Raul da Cesano. Mattarella col suo discorso ha ammesso che nei 7 anni passati ha fatto niente, retorico e senza vergogna. Carmen. Il bellissimo articolo di Cacciari sulla Stampa di oggi da ritagliare e incorniciare, qualcuno lo legga a Salvini e glielo spieghi, scrive un altro ascoltatore. Sono morta, aggiunge Raffaella, quando hai detto che guardando i giornali si direbbe che Mattarella ha cantato a Sanremo. Rassegna sempre top, troppo buona. Albi Bergamo, non è che trompare ha a che fare con trompe-l'œil, inganna l'occhio? Ci siamo, complimenti per la trasmissione. Commovente il messaggio di Bolognetti, scrive un altro ascoltatore, e a Bolognetti si rivolge anche ancora un altro ascoltatore ancora. Ciao Maurizio, come ti capisco. Anch'io, dopo tanti anni di sostegno alla Lega, trangugiato di tutto, devo vedere lo spettacolino, super applausi per il mio non presidente. Audiomessaggio. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti. No, sul discorso di Cacciari, io ci vedo anche molta ipocrisia, però. Si è accorto dopo 30 anni che siamo in mano ai comunisti? Si è accorto che siamo in un regime? Bah, mi sembra un risveglio un po' tardivo. Ciao a tutti. Valga per il Covid. Salvini ha il Covid, auguri di non curarsi con la vigile attesa del governo e di Speranza, a cui Frattini, volendo la presidenza, ha dato spazio. Così rifletti un poco, ma almeno hai contagiato Letta, Speranza, Di Maio, Conte, così scompaiono per un po', scrive un altro ascoltatore. Dovresti mandare in onda quello sketch di Petrolini nel quale interpreta Nerone. Bravo, grazie. Sì, ve lo ricordate, bellissimo Petrolini che si applaude da solo. Sì, scrive Silvio da Torino, ci ha trompati, e trompare significa in effetti ingannare, ma anche sbagliarsi, e deriva dal francese trompe, suonare la tromba, cioè suonando la tromba ti fotto, ti inganno, ti buggero,
Giannetti Turlupino. Sbagliarsi significa però anche in senso riflessivo. Enrico da Parma, Trompe le Monde è un disco dei Pixies, fantastico. Giovanni, dopo il secondo mandato ci sarà il booster, cioè la terza dose? Trompare, vendere all'asta? Luciana da Udine. Trompare, ingannare, Luciana. Qualcuno ti ha preceduto, tra l'altro, oggi, la sempre bravissima Luciana. Lo hai letto male. Trompare è una bella parola, Walter, è venerdì e si può. Lo hai letto male, mi scrive Walter. Un audiomessaggio, potete mandare anche quelli, via WhatsApp 346 6427 756, poi torniamo ai quotidiani di oggi, ad alcuni articoli. Audiomessaggio. Buongiorno, Salvini via da Verdini. Salvini via da Verdini. Che bella filastrocca, siamo sereni, si può peggiorare, dice un altro ascoltatore. E ancora Clara da Sondrio, dunque tutti stanno battendo le mani a Mattarella 2 perché dice che farà quello che Mattarella 1 non ha fatto? Punto di domanda. Tra gli articoli interessanti di oggi, Repubblica, pagina 6, sondaggi giù, social in rivolta, Salvini si arena, difficile ripartenza per il leader della Lega in quarantena. Vede Giorgetti al Ministero dello Sviluppo Economico e assicura nessuno strappo al governo. Gli articoli su Salvini in crisi non si contano da qui a quanti mesi, per la verità, non è roba di oggi. Dal Pappete in avanti. E va bene, ognuno si diverte come può. Carola, l'eroina fuori dalla legge, invece il titolo del pezzo segnalabile di Fausto Biloslavo sul giornale di stamani. Carola Rackete, l'eroina del mondo di sinistra e radical chic, rivela di essere stata ancor più talebana dell'accoglienza della ONG tedesca Sea-Watch, che l'aveva messa ai comandi della nave carica di migranti che nel 2019 ha sfidato il governo italiano. Per non avere rispettato il blocco imposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e schiacciato una motovedetta della finanza sulla banchina pur di sbarcare 40 migranti, la magistratura di Agrigento l'ha definitivamente graziata come regalo di Natale. Nell'illuminante intervista su Repubblica di ieri saltano fuori parecchie verità nascoste che rendono più scabrosa la vicenda. La capitana coraggiosa getta la maschera e ammette che la sua missione non era solo umanitaria, ma virando il timone sulla linea di collisione col governo voleva affondare il decreto sicurezza di Salvini. Dopo 2 anni, grazie all'archiviazione dell'inchiesta a suo carico, è stato stabilito che il decreto sicurezza bis era una legge sbagliata, sostiene con Repubblica. E alla domanda se con la Sea-Watch 3 al suo comando l'obiettivo era abbattere la norma del cattivo leghista, la Rackete risponde candidamente di sì, mi sono convinta che dovevo avere il coraggio di sfidare il vostro governo sul campo preparato da Salvini col suo decreto. In pratica, commenta Biloslavo, l'obiettivo era politico, sempre in nome della suprema legge umanitaria del salviamo tutti per sbarcarli in Italia. E per sottolinearlo ribadisce che nel duello con il capitano della Lega, alla fine, dice Rackete, Salvini ha perso. Capito? Chi sono gli umanitari? Bellissimo, fantastico. Lasciamo però questo capitolo perché ci eravamo dimenticati di una prima pagina, la prima pagina in particolare di Italia Oggi, che adesso vediamo subito, ma poi ci sono anche alcuni articoli che citeremo. L'apertura di oggi è dedicata al limite del bonus facciate, solo gli interventi sulle parti esterne, su edifici in determinate zone omogenee. Il dettaglio lo trovate a pagina 27, ma interessa a molte persone. Detto questo, torniamo agli articoli rilevanti di oggi. Tra gli articoli rilevanti c'è anche un'intervista sulla Stampa al capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo. Parole importanti di Mattarella sulle autonomie. Draghi, niente ostacoli ma ci ascolti. Il nostro referendum sulla giustizia può essere realtà. Molto importante il passaggio sulla giustizia, dice Massimiliano Romeo alla Stampa. Una riforma necessaria che grazie al referendum proposto dalla Lega potrebbe essere realtà. Poi l'accenno allo spazio decisivo che va dato alle autonomie in nome del pluralismo delle istituzioni. Giorgetti e Salvini per primi,
dice Romeo alla Stampa, hanno richiamato la necessità di evitare che le tensioni sull'elezione del Presidente della Repubblica abbiano ripercussioni sul governo. Vorremmo solo che l'azione dei nostri ministri non trovi l'opposizione di altri esponenti del governo. Serve un'azione più incisiva per dare risposte a famiglie e imprese, strette tra inflazione e costo dell'energia. Per quanto concerne poi l'ultimo decreto che la Lega non ha votato, può capitare di non essere d'accordo su un singolo provvedimento. Sul tema specifico abbiamo portato avanti una posizione uscita dal Consiglio federale. La didattica a distanza non dovrebbe essere prevista per nessuno, altrimenti si crea una discriminazione. Per quanto concerne ancora poi la questione del PD, che ha detto alla Lega o dentro o fuori, credo che sia legittimo esprimere dissenso, non vogliamo mettere in difficoltà nessuno. Il messaggio per Draghi è che ascolti di più le nostre obiezioni sui provvedimenti. Come Salvini ascolta i mugugni interni alla Lega? Chiede la Stampa. In un grande partito, risponde il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, è normale che possano esserci sensibilità diverse, ma il Consiglio federale ha ribadito fiducia a Salvini per un nuovo centrodestra. Salvini ha lanciato l'idea della federazione per unirci sotto gli stessi valori senza rinunciare alla propria identità. Questa proposta del Partito Repubblicano non ha riscosso successo in Forza Italia e Fratelli d'Italia. Posso comprendere, risponde Romeo, la freddezza, ma è evidente la necessità di recuperare solidità della coalizione e unità di intenti. Ciascuno metta bene in chiaro cosa vuol fare, dove vuole andare. Se c'è chi preferisce fare la costola del centro-sinistra, lo dica. Gli alleati non hanno risparmiato critiche a Salvini. Così, commenta Romeo, si fa il gioco degli avversari. Salvini non merita attacchi ma rispetto. Al di là dei sondaggi si è visto sul campo chi lavora per unire. Ora si va verso le nuove amministrative, le elezioni. Riuscirete a trovare un accordo? Bisogna far sbollire gli animi, risponde Romeo, e costruire un percorso comune. Sono convinto che alla fine riusciremo a trovare un accordo. Sulla legge elettorale esclude che si possa andare al proporzionale. La legge elettorale non è una priorità, risponde Romeo, ma visto che abbiamo votato Mattarella dovremo puntare sul Mattarellum, cioè tendenzialmente maggioritario. Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia e presidente leghista della Conferenza delle Regioni, sul Messaggero Veneto e sul Piccolo, dice: riconosciuto il ruolo delle regioni durante la pandemia dal Capo dello Stato, l'importanza della stabilità a Palazzo Chigi è quello che i governatori hanno chiesto nel recente incontro al Quirinale, cioè il governo Draghi deve stare solido, dice a nome delle regioni il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga. In Liguria invece Toti insiste e vede ancora Matteo Renzi. Il progetto è creare Italia al centro. Da Cambiamo, il suo raggruppamento, un contrattacco dopo il vertice del centrodestra. Siamo pronti a tornare al voto anche in Liguria, dicono gli uomini di Toti. Incontro al Senato tra Toti e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L'ipotesi è di candidare renziani e calendiani nelle liste civiche arancioni a supporto di Toti, che è sempre più lontano dalla Lega, sempre più vicino a Matteo Renzi, per creare Italia al centro. 2 pagine dedica invece la Stampa alle bollette, in cronaca però torinese, pagina 40 del dorso torinese della Stampa di Torino, giusto appunto, in bolletta, cioè cosa vuol dire? Aumenti del 60% sui costi dell'elettricità, del 65% per il gas rispetto allo stesso mese del 2019. Il grido d'allarme di artigiani e commercianti. Questa emergenza può minare la ripartenza. Il 20 gennaio, primo allarme sul caro bollette. Boom di rialzi per i generi alimentari, frutta e verdura. A rischio anche le nuove semine. C'è anche l'appello dalle piscine, aiuti immediati o sarà la fine. La serrata di protesta degli impianti di gestione appunto delle piscine. Così la gestione è diventata impossibile. In tutto il Piemonte ci sono 70 strutture pubbliche e 10 private. Le banche hanno sospeso i mutui. Ogni struttura ha un deficit da 80.000 euro. Dice Enzo Bellardi, presidente della Rari Nantes, gestiamo 5 impianti da 8.000 euro al mese. Siamo passati a 32.000 soltanto per il gas, per le bollette. Un ristoratore che a sua volta dice: non posso far pagare 2 euro un caffè per rifarmi dell'aumento delle bollette. Aspetto la bolletta di dicembre per capire, non mi è ancora arrivata, ma mi sono fatto un'idea e non so come uscirne, dice questo titolare di un ristorante in zona San Salvario. Fornelli sempre accesi, frigoriferi, macchine per il caffè, strumenti che consumano energia, ma indispensabili per lavorare. L'elettricità è un costo fisso importante e ho fatto il calcolo che dovrò sostenere un aumento del 40%. Se prima spendevo 1.600 euro al mese,
ora non meno di 2.600, un aumento importante, ma io non posso far pagare 2 euro un caffè. L'artigiano, se non cambia dovrò chiudere uno dei 2 forni. Il titolare di palestra, qui la luce sta accesa 15 ore, è una batosta. Le aziende con rincari superiori al 25% del valore aggiunto non possono farcela, dice l'artigiano. E il gestore di palestra: noi patiamo anche il clima avvelenato dalla pandemia e le istituzioni stanno zitte. 2 pagine dedica la Stampa in cronaca torinese a questa questione. Sempre dalla Stampa poi, ma a pagina 15, dorso nazionale, c'è l'ondata dei tumori. Nella giornata mondiale contro il cancro si fa il bilancio sulle cure, l'allarme dei medici, l'emergenza dei reparti annulla anni di progressi. 2 anni di pandemia, scrive il professor Francesco Cognetti, non ci hanno insegnato nulla. Per quanto concerne anche le altre malattie, vengono alla luce le neoplasie del 2020, anno di lockdown, ma in stadi avanzati e con prognosi peggiori. Sono 3.600.000 gli italiani che convivono con una diagnosi di tumore, 36% l'aumento delle diagnosi di tumore dal 2010. Così sulla Stampa. La questione è questa: per la giornata mondiale contro il cancro gli oncologi lanciano l'allarme, sta arrivando un'ondata di tumori in fase avanzata, quindi più difficili da curare a causa degli esami rimandati causa Covid. Il caos negli ospedali e i tagli ai posti letto e al personale sanitario rischiano di invertire la tendenza positiva delle terapie anticancro degli anni scorsi. Servirebbe un recovery plan dedicato, dice l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Senza un'adeguata programmazione con risorse personali, le oncologie non saranno in grado di affrontare l'ondata di casi in fase avanzata stimati nei prossimi mesi e anni. E appunto il professor Cognetti, presidente Federazione Oncologi, Cardiologi ed Ematologi, scrive sulla Stampa: non ci hanno insegnato nulla questi 2 anni Covid. Ogni anno in Italia diagnosticati 377.000 nuovi casi di tumore. L'alto livello di assistenza oncologica nel nostro paese è evidenziato dalle percentuali di sopravvivenza a 5 anni, 65% nelle donne, 59% negli uomini. Inoltre, tra 2015 e 2021 si è osservato un calo della mortalità per cancro, 10% negli uomini, 8% nelle donne. La sopravvivenza in Italia è allineata ai livelli più alti in Europa. In Italia aumentano persone vive dopo la diagnosi, ma durante i 2 anni di pandemia sono stati numerosi gli ostacoli all'assistenza oncologica e questi 2 anni non ci hanno insegnato nulla. Il Covid-19 ha interferito con lo svolgimento della prevenzione e della cura dei pazienti colpiti dal cancro, soprattutto coloro che presentano malattia avanzata o in trattamento con chemioterapia. Questi pazienti fragili sono più a rischio di morte rispetto alle persone sane. I trattamenti chemioterapici aumentano la probabilità di contrarre il virus e ne incrementano la letalità attraverso una diminuzione della risposta del sistema immunitario. Nella prima ondata Covid i trattamenti chemioterapici e radioterapici sono stati ridotti e distanziati. Nel tempo anche gli interventi chirurgici hanno subito interruzioni, blocchi e cancellazioni. Il rinvio degli interventi o dei trattamenti può favorire lo sviluppo di tumori in fasi più avanzate e con minori possibilità di guarigione. Con questo lasciamo anche la Stampa, cambiamo completamente argomento, ma sulla Verità di oggi va segnalata, pagina 19, una recensione, anzi uno stralcio dal libro Potere assoluto, l'ultimo libro di Sergio Rizzo, in vendita da oggi per Solferino Libri. Il giornalista Sergio Rizzo nel libro si concentra sui 100 magistrati che comandano in Italia. Si concentra sui magistrati più potenti d'Italia, CSM, consiglieri di Stato, procuratori. Oggi La Verità propone un brano che tocca il tema dei corsi di formazione dei magistrati, che ha assurto alle cronache per il caso Bellomo. Ma al di là di vicende pecorecce, Rizzo dà conto dell'intreccio di società decise a difendere fatturati pazzeschi. Sono quelle che organizzano appunto le docenze per preparare i futuri magistrati agli esami. Tra i protagonisti di queste società occupa un posto di primo piano Maria Elena Mancini. Voi direte chi è? È la moglie di Roberto Garofoli. Voi direte chi è?
È un potente uomo di Stato che oggi è sottosegretario di Mario Draghi a Palazzo Chigi. È uno degli uomini di riferimento di Draghi. Come mostra il titolo in pagina, 3 gennaio del 2018, La Verità si è occupata nei suoi primi anni di vita di questo tema, pizzicando proprio alcuni dei protagonisti descritti oggi nel libro di Sergio Rizzo. Potere in famiglia, la moglie di Garofoli fattura 30 milioni a Ciderboli con i corsi per i pubblici ministeri. Nel libro di Sergio Rizzo I segreti delle toghe. Ecco il focus sulla formazione per i magistrati. Qui regna la consorte dell'uomo di fiducia del sottosegretario di Mario Draghi. Nel diritto, editore SRL, NLD Concorsi e Omnia Forma SAS hanno la medesima proprietaria, Maria Elena Mancini, compagna di Garofoli. La Verità già titolava Il business milionario e i parenti dietro la formazione dei magistrati nel 2018. Il solo fatturato delle sue 2 SRL della moglie di Garofoli, che è già stato capo di gabinetto di Filippo Patroni Griffi, Piercarlo Padoan e Giovanni Tria, insomma la moglie di Garofoli, uomo di Draghi, con le 2 SRL ha fatturato 29.937.000 euro. Mortacci. E gli utili netti sono ammontati a 2.248.000 euro. Questo per quanto concerne il potere in famiglia. La moglie dell'uomo di Draghi, 30 milioni con i corsi per i pubblici ministeri. O no? E infine, sempre dalla Verità di oggi, il libro di Riccardo Ruggeri, La pestilenza è finita, sono tutti morti, virgola, quasi, in regalo ai lettori sul sito della Verità. La variante Omega fa pulizia, resta un mondo solo di persone per bene, a metà fra distopia e utopia, il racconto della notte dei sopravvissuti, quando la pestilenza lascia il 10% della popolazione, spazzati via elite e potentati, la terra popolata dai buoni, ma sarà vita? E la Verità ha chiesto a Riccardo Ruggeri di presentare oggi il suo libro, appunto. È un libro incipit della casa editrice Gran Torino Libri. Caratteristica principale: essere leggibile in 30 minuti, grazie a una particolare architettura letteraria, a un'innovativa impaginazione al linguaggio adottato, cioè pagine bianche e lettere molto grandi, te lo leggi in 30 minuti. Questo libro non è in vendita, è un dono dell'editore agli abbonati a zafferano.news. Abbonarsi è gratis in occasione dei 10 anni di Gran Torino Libri. Anche i lettori della Verità potranno scaricarlo gratuitamente oggi dal sito della Verità. La versione cartacea e quella audiolibro sono invece in vendita. Digitare zafferano.news. Nell'ultimo anno, come editore puro, Gran Torino Libri non ha scopi di lucro o interessi ideologici, non mi è capitato di pubblicare nessun libro riferito alla triade oggi di successo: virus, vaccino, pass, scrive Ruggeri oggi sulla Verità. I celeberrimi virologi, infettivologi nostrani hanno preferito editori prestigiosi come loro. Poi c'è stato uno scoop, solo mio, da cui è nato questo libro, e così è iniziata una storia al limite del credibile, contenuta nel libro incipit La pestilenza è finita, sono tutti morti quasi. Un libro non libro, dubbia la storia, dubbi gli autori. Sarà un uomo o sarà un virus? Dubbio lo scoop, sarà andata così o si tratta di una furbata letteraria? Nella mia lunga vita, scrive Ruggeri, ho scoperto come sia difficile separare il vero dal falso. Sulla quarta di copertina una sintesi. In una notte di luna piena, la variante Omega trasforma i granelli di Cipria secca in granelli di Cipria secca i 7/8 dell'umanità. La storia segue uno schema letterario tipico dei film del Tenente Colombo. Lo spettatore scopre subito le modalità dell'omicidio e il nome dell'assassino. Poi si gode il racconto investigativo per arrivare alla verità e all'arresto del colpevole. L'incipit contiene la storia. La pestilenza è finita, sono tutti morti quasi. All'alba del Omega Day, terminato il suo lavoro di morte, la variante Omega si è suicidata. La notte degli uccisi si è trasformata nell'alba dei sopravvissuti. In una notte di luna piena, Omega ha ucciso tutti gli scampati alla morte delle precedenti varianti, fatto salvo un manipolo, pare poco più del 10% della popolazione mondiale, selezionato secondo un criterio morale. Incredibile come sia stato mantenuto l'equilibrio preesistente. Il mondo si è risvegliato col 90% degli abitanti in meno, ma è stato subito operativo, non un'ottusa strage, forse un'intelligente operazione di chirurgia sociale.
Sopravvissuti non i più forti, ma solo quelli per bene. Radio, TV, giornali tacciono, così le ZTL delle elite. Davos, i loro palazzi, ville, casali sono intatti ma vuoti. I palazzoni popolari delle periferie, dove degli ignoranti pigiavano sulle tastiere, vomitando oscenità e sognando la rivoluzione purché la facessero gli altri, vuoti anche loro. Spettrale la California, corvi su Silicon Valley, erbacce a Wall Street, abbandonati ONU, Fondo Monetario, banche centrali. Vuote Bruxelles, Washington, Pechino, tutti morti. In questi luoghi Omega ha eliminato il 100% dei residenti. Un piccolo mondo antico, rimasto però ipertecnologico, ha sostituito il precedente, invivibile per le persone per bene. Siamo in un anno qualsiasi dei 20. Sera tarda, state per andare a dormire, andate sul terrazzo, date un ultimo sguardo al cielo pieno di stelle, nessun umano può immaginare cosa succederà dopo mezzanotte, all'alba vi svegliate, andate sul terrazzo a odorare le erbe officinali, c'è un silenzio irreale, come prima dei terremoti. In realtà il terremoto è già avvenuto, nessuna scossa, nessuna sirena, gli umani tutti morti, quasi. In un silenzio irreale scoprite di essere vivo. Da vecchio scrittore prendete appunti, lo fate in modo febbrile, poi aprite il computer, funziona, è la conferma che siete vivo. C'è una sola mail appena arrivata, allegato PDF, firmata variante Omega. Lo scoop di una vita, avvenuto però quando sono morti tutti. Passerete alla storia se ce ne sarà ancora una. Vi quietate, riprendete a vivere, il cielo è terso, la pestilenza è finita. Fate un giro della cittadina, nessuna indicazione del passaggio di Omega, se non che si percepisce di essere pochi. Infatti, prima eravamo 10.000 abitanti, ora 500. I miei amici però ci sono tutti, il dottore, il farmacista, il dentista, la panettiera, il ristoratore. Leggendo il PDF di Omega capisco che si è trattato di una strage dei colpevoli. Omega ha salvato solo le persone per bene. La teoria darwiniana è stata ridicolizzata. I forti sono morti tutti, seccati da Omega. Sono rimasti quelli per bene. Scopriamo che eravamo meno del 10% dell'intera umanità. Prendo il testo speditomi da Omega, lo risistemo, lo trasformo in libro incipit, che lo si legga in 30 minuti. Sciacquo nel Mar Ligure il suo italiano virale. Mi concentro sul finale, imperativo quando il romanzo evolve da distopico a utopico. Decido di firmarlo, come editore sia distribuito gratis. Nel mondo nuovo dovrà imporsi la cultura del dono, scrive Ruggeri, in contrapposizione a quella dell'eccesso di possesso. Sarà un mondo liberal laico religioso per definizione. Le cose fondamentali della vita gratuite. La scuola, la medicina, la cultura. La parola che ci ha rappresentato per 2 millenni, forza, sarà sostituita da amicizia. Amore è tumulto, amicizia è stupore. Torneremo a nascere nelle nostre case. Quando sarà il momento, moriremo nel nostro letto, con lenzuola fragranti di bucato, circondati dai nostri cari. La strage dei colpevoli la umanizzeremo senza dimenticarla. Un solo dubbio. Che mondo sarà quello composto solo da persone per bene? Noia infinita o felicità perenne? Non so rispondere. Andiamo a viverla. Prosit, conclude Riccardo Ruggeri sulla Verità di oggi. Velocissimamente, non so quanti minuti ancora abbiamo prima del nostro qui Parlamento, 10 minuti, per cui facciamo in tempo da segnalare 2 pagine di una testata che ci è molto affine nel nome. Libertà, il quotidiano di Piacenza, La Libertà. L'infermiera arrestata, lo Stato fa schifo, aiuto chi ha bisogno, scriveva questa infermiera che faceva tamponi finti e iniezioni di vaccino finte per fottere lo Stato italiano. L'importante è evitare l'arsenale per un po', troppa gente, adesso stanno facendo un sacco di controlli, la sanità per primo fa schifo, io mi vergogno di lavorare per questo, per lo Stato, per tutti, facciamo schifo, basta. Adesso mi girano i coglioni, faccio saltare fuori un casino della Madonna, perché io me ne sto bene a casa mia invece che venire a far vaccinare le persone. L'importante è evitare quel posto, diceva l'11 gennaio a un cliente, il centro vaccinale dell'Arsenale, dove fino a pochi giorni prima aveva finto di somministrare il siero anti-Covid ai Novax che a lei si rivolgevano. Troppa gente e troppe cose, adesso è diventato pericoloso. Alla trafila burocratica del lab di Viale Malta a Piacenza, che culminava in finte punture o iniezioni di acqua fresca, soluzione fisiologica, meglio trovare alternative. L'infermiera Novax.
protagonista della Libertà di oggi, il racconto della Libertà e delle indagini. Intanto però vi segnalo un pezzo sul Corriere della Sera su una vicenda che dovrebbe interessare molti, tutti. Inchiesta sull'Islam radicale, minacce di morte alla presentatrice Ophélie Meunier, 34 anni, presentatrice televisiva. Ha fatto un reportage su Roubaix. L'altro giorno abbiamo letto su Libero che Roubaix ormai è una città islamica. L'Afghanistan a 2 ore da Parigi. Lezioni coraniche camuffate da corsi di recupero. E lei adesso è stata minacciata di morte. Ophélie Meunier ha condotto questa inchiesta a Roubaix, cittadina al confine col Belgio, dove l'immigrazione islamica è molto forte. Ha mostrato l'avanzata dell'islamismo, i negozi che vendono bambole senza volto in omaggio al Corano, i quartieri dove la Sharia è legge. 3 persone, racconta oggi Stefano Montefiori sul Corriere della Sera da Parigi, vivono da giorni nascoste sotto protezione di polizia per minacce ricevute dopo una trasmissione sugli islamisti a Roubaix. La Francia si preoccupa per la loro sicurezza e si interroga sulla possibilità di raccontare le derive dell'Islam radicale senza rischiare la vita. Inchiesta TV su Roubaix, nel nord della Francia, la conduttrice Ophélie Meunier presenta il reportage realizzato dalla regista Michel Gagné per la serie della Rete 6 Zone Interdit, zona proibita. Un giovane avvocato del posto, Amin El-Bahi, racconta delle lezioni coraniche camuffate da corsi di recupero, forse con la complicità del comune. Poi la telecamera nascosta entra in un negozio per bambini dove si vendono bambole senza volto per non dispiacere ad Allah. E una ragazza velata racconta che quei pupazzi vanno a ruba. Alle bambine in fondo non dispiacciono. Basta non dare tante spiegazioni. Bella questa frase. In giro molte donne quasi totalmente coperte dal velo a Roubaix. Alcuni quartieri visibilmente in mano ai musulmani radicali. E un avvocato del posto, appunto Amin El-Bahi, denuncia l'inazione dei politici, il proselitismo degli islamisti che 6 anni fa sono riusciti ad arruolare sua sorella partita per la Siria. La trasmissione provoca forti polemiche. La questione dell'Islam è al cuore della campagna elettorale in Francia. Si vota ad aprile per l'Eliseo, con il candidato di estrema destra, Éric Zemmour, che punta tutto sulla promessa di salvare la Francia dalla grande sostituzione dei francesi a opera degli immigrati musulmani, teorizzata anni fa dallo scrittore Renaud Camus e mai confortata dai numeri, scrive il Corriere. Zemmour non si lascia sfuggire l'occasione, definisce la Roubaix raccontata da Zone Interdit come l'Afghanistan a 2 ore da Parigi. Peraltro, poche ore dopo la messa in onda arrivano le minacce di morte. Da allora Ophélie Meunier, celebre volto della TV, Michel Gagné e Amin El-Bahi, l'avvocato, vivono sotto protezione in Francia. Intanto, sempre dai giornali di oggi, vi segnalo anche una vicenda giudiziaria tutta italiana. Per i pubblici ministeri era il capo dei capi, secondo i giudici non è mafioso. Milano, gli affari dell''ndrangheta, Usparitu, Rocco Barbaro, finì nella lista dei 30 super latitanti. Sorvegliato speciale, condannato in primo grado a 16 anni di carcere per intestazioni fittizie e associazione mafiosa. Quest'ultima accusa aveva retto in secondo grado, non è stata riconosciuta in Cassazione. Una decisione dei giudici che ha portato Rocco Barbaro fuori dal carcere. Il boss è considerato ai vertici dell''ndrangheta, ma per la Cassazione non è un mafioso. Il soprannome Usparitu, condiviso col fratello Giuseppe, non promette niente di buono, ma Rocco Barbaro, non c'è da dubitarlo, che dopo la scarcerazione rispetti alla lettera le prescrizioni della sorveglianza speciale. Poca cosa per uno che ha evitato anni di carcere. Contro quello che la direzione distrettuale antimafia di Milano indicava al tempo della sua cattura, il vertice dell''ndrangheta lombarda, non ci sono altre accuse. Barbaro, per la procura, era il capo dei capi. Adesso è un uomo libero, benché battezzato dall''ndrangheta con la dote del Vangelo, una delle più alte della categoria criminale, e nonostante sia considerato il più importante esponente del ramo castanu della Cosca Platì, Reggio Calabria, quella che è diventata, dopo i rapimenti, la famiglia più importante degli assetti criminali di Lombardia e Piemonte. Un cerbero con 3 teste, una sulle pendici d'Aspromonte, l'altra tra Corsico e Buccinasco nel milanese, la terza a Volpiano, Torino. È innocente, non è mafioso. Sul secolo XIX di Genova, invece, altra vicenda giudiziaria, il caso della morte di Davide Rossi, capo comunicazione Montepaschi Siena, sentiti il giornalista Giletti, il carabiniere Aglieco. Per intralcio alle indagini, il giornalista e l'ufficiale dell'Arma interrogati sul filone delle omissioni per la morte del capo comunicazione Montepaschi nel 2013.
Inquirenti vicini a un testimone che vide sparire foto e filmati dal fascicolo giudiziario sulla morte di Rossi. Nuovi dettagli sui buchi del primo sopralluogo, scrive Matteo Indice. Sul Secolo XIX di Genova, dal 2019 la Procura toscana ha in mano un dossier che ipotizza anche la falsificazione delle mail. Ha collaborato alle indagini. Il giornalista Giletti è stato interrogato a Roma nel filone genovese dell'inchiesta sulla tragedia di Davide Rossi, responsabile comunicazione Montepaschi, che precipita dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, nel periodo in cui la Guardia di Finanza stava scoperchiando le malversazioni milionarie della banca senese. Grazie anche all'audizione di Giletti, gli inquirenti sono sulle tracce di un testimone che potrebbe svelare gravi omissioni nei rilievi immediatamente successivi alla morte di Rossi. Il conduttore, nel corso della sua trasmissione il 15 dicembre, aveva allungato ombre sull'operato dei magistrati senesi. Aveva detto in diretta TV che una persona a me vicina, disse Giletti, mi ha rivelato che dal fascicolo sono spariti 2 filmati e 61 fotografie. La registrazione TV è stata acquisita dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Rossi, che ha trasmesso ai pubblici ministeri tutto il materiale. Passo successivo, l'interrogatorio di Giletti per cercare questo testimone. Intanto vi segnalo Luigi Chiarello su Italia Oggi. Su Mattarella i peones in Parlamento si sono poi rivelati migliori dei partiti, trovando una soluzione che sfuggiva ai leader politici, ma sempre su Italia Oggi la torre di controllo di Tino Oldani. Mentre TV e giornaloni magnificano il PNRR, la Tunisia rimanda in Italia 6.000 tonnellate di rifiuti velenosi. E la vicenda è piuttosto curiosa e interessante a pagina 6 di Italia Oggi. Velocissimamente vi segnalo anche per la cronaca del Corriere del Veneto 19 progetti high-tech a proposito di PNRR in Veneto. Sono le aziende l'asso nella manica, sviluppo e produzione di materiali fondamentali per il Green Deal e l'indipendenza dai cinesi, dall'est asiatico. L'assessore alle attività produttive del Veneto Marcato dice ormai il gap fra accademia e impresa è stato colmato. Insomma, ci sono 19 progetti che innervano il PNR del Veneto, il PNRR in Veneto per quanto riguarda l'alta tecnologia. Invece a Cremona, e questa è l'apertura del quotidiano locale, La Provincia, c'è il cielo più nero d'Italia. Cremona è tra le città più inquinate d'Italia. Fra le 15 più inquinate d'Italia, al primo posto in assoluto in Italia per concentrazione di polveri sottili. Secondo il report di Lega Ambiente 2021, il cielo di Cremona è caratterizzato dallo smog, media annuale PM10 30 microgrammi, PM2,5 a quota 24. Entrambi i parametri sforano i limiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cremona tra le più inquinate d'Italia. Su Repubblica invece, tornando alle questioni europee, vi segnalo l'intervista al ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, un falco, il patto di stabilità si può migliorare ma il debito deve scendere, ammorbidire le regole del patto di stabilità non è un progresso, il rientro del debito deve lasciare però spazio agli investimenti in digitale e ambiente. Next Generation, i fondi europei, una risposta a un evento singolo, non ripetibile in futuro e l'Italia deve usare al meglio le risorse, insomma l'Italia deve stare attenta, è sempre sotto esame. Faccio in tempo a segnalarvi sul Venerdì di Repubblica un bell'articolo sui sindaci che stanno allo sportello, rispondono al telefono, svuotano i cestini. Nei piccoli paesi ci si arrangia così, in attesa del mitico PNRR. Una bella inchiesta sui comuni italiani. E sul mestiere del sindaco, Flavio Bini sul Venerdì di Repubblica parte da Blello in quel di Bergamo, Blello nella Bergamasca, 70 abitanti. Con questo ci salutiamo, dopodiché con voi Francesco Borgonovo, La Bomba Umana. Buon ascolto. Qui Parlamento. Grazie Presidente e buongiorno Ministro. Allora, il decreto legge 152 del 2021 prevede disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha introdotto una serie di misure per realizzare importanti obiettivi anche per quanto attiene il settore del turismo. Lo stesso decreto attribuisce al Ministero del Turismo il compito di emanare la disciplina necessaria all'attuazione di queste misure.
Occorre che tale disciplina sia adottata nel rispetto della tempistica prevista dalla norma, sia per ottemperare alle indicazioni provenienti dall'UE in materia di attuazione del PNRR, sia per offrire al settore turistico le risorse necessarie per fronteggiare le criticità riconducibili alla situazione emergenziale e per consentire allo stesso di rendersi parte attiva del proseguimento degli obiettivi del PNRR. In tal senso le chiedo, Ministro, quali iniziative abbia adottato per l'attuazione delle predette misure relative alla realizzazione degli obiettivi del PNRR in materia di turismo. Grazie. La ringrazio, onorevole Binelli. Signor Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Gli onorevoli interroganti chiedono quali iniziative abbia assunto il Ministero del Turismo per dare attuazione alle misure del PNRR in materia di turismo. Al riguardo rappresento che il Ministero del Turismo ha dato tempestivamente attuazione alle misure finalizzate e contenute nel decreto legge numero 152 del 21. In particolare l'articolo 1 di questo decreto prevede contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche che riqualificano le strutture. La misura operativa è stato pubblicato l'avviso il 23 dicembre scorso sul sito internet del Ministero. L'articolo 2 ha istituito il Fondo di garanzie per le piccole e medie imprese. Nel Fondo di garanzie per le piccole e medie imprese una sezione speciale per il turismo, per la concessione di garanzie alle imprese del settore. La misura operativa e il Ministero del Turismo ha definito con il Mise il soggetto attuatore, il Mediocredito Centrale e lo schema delle politiche di investimento. L'articolo 3 prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione, in combinazione con finanziamenti agevolati della durata fino a 15 anni con un fondo rotativo. Anche questa misura operativa, l'avviso è stato pubblicato il 28 dicembre. L'articolo 4 riconosce il credito d'imposta per le agenzie di viaggio e tour operator nella misura del 50% dei costi sostenuti fino al dicembre 24. Anche questa misura operativa è stata data attuazione adottando un decreto interministeriale il 19 dicembre dell'anno scorso. L'articolo 8,6 prevede nell'ambito del Fondo Ripresa e Resilienza una sezione speciale per il turismo, un fondo per il turismo sostenibile, sono fondi BEI. Anche questa misura operativa per dare attuazione è stata concordata la politica di investimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la BEI e quindi anche questa possiamo renderla operativa da subito. Posso pertanto affermare che il Ministero del Turismo ha rispettato tutte le scadenze stabilite e ha reso operative tutte le misure previste nel PNRR. La ringrazio, signor Ministro. Ho facoltà di replicare il collega Binelli. Prego, onorevole Binelli. Grazie Presidente e ringrazio il Ministro per le esaustive risposte delle quali mi ritengo evidentemente soddisfatto. Il settore del turismo, sappiamo, è un settore fondamentale per l'intero sistema Italia, rappresenta il 13% del prodotto interno lordo italiano e quindi è fondamentale per la nostra economia. È tuttavia un settore che in particolar modo negli ultimi 2 anni, a causa di questa pandemia, ha subito gravi penalizzazioni a causa dei lockdown e quindi delle restrizioni di questi 2 anni. Si sono alternate stagioni invernali veramente drammatiche, stagioni estive un po' migliori, però sicuramente non a livelli degli anni precedenti, quindi c'è stata veramente una forte crisi del settore. E quindi è un settore questo che va decisamente ed ovviamente aiutato sia dal punto di vista economico che anche per quanto riguarda gli investimenti e quindi quello che è stato attuato grazie al Ministro Garavaglia e al Ministero del Turismo sono misure, quelle annunciate oggi, fondamentali per il rilancio dell'intero settore del turismo. Ringrazio quindi il Ministro per quanto ha fatto, per quanto sta facendo e per quanto farà anche in futuro. Sappiamo la sua particolare attenzione a questa tematica e la sua costante presenza sull'intero territorio nazionale a rappresentare appunto l'importanza di questo settore. Un Ministero, quello del Turismo, che è stato fortemente voluto dalla Lega, un nuovo Ministero che qui dimostra la lungimiranza del nostro movimento
nel volere fortemente istituire questo Ministero per dare le risposte che necessita un settore importante come quello del turismo. Quindi io ringrazio ancora il Ministro e l'intero Governo per quanto stanno facendo e per quanto faranno nei prossimi mesi a sostegno di questo settore. Grazie. Qui Parlamento.